ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale, senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Vero, ottima partita di Oliveira. Ottima partita di Oliveira. Chi ha visto la simulazione di oggi, io sapeva che insomma non perché l'ho voluto far segnare per forza, ma perché così doveva andare. Però nella simulazione 2 gol di Højlund che oggi purtroppo no, oggi non è andato bene. Mi vorrei anche accanire perché l'ha tirato veramente male a dispetto di un rigore tirato benissimo con la Danimarca, però ha chiesto scusa quando è stato sostituito e a me certe cose mi commuovono, quindi si analizza senza accanirsi e andiamo a leggere tutti i vostri messaggi. Voglio anche prendere magari i vocali, voglio cercare di prenderli un po' prima perché sennò sviluppiamo tutti gli argomenti e i vocali si torna indietro, quindi cerco di fare un misto. Buonasera! Assolutamente sì, amico mio, veramente alla grande, Neres partitone, e anche là meritava il gol, quella sforbiciata, mamma mia, mamma mia. Poi nel secondo tempo è un po' calato, però il secondo tempo è interessante, è sfizioso capire perché poi entra al posto di Beukema, entra Politano, si sviluppa con il 4-2-3-1 a tutti gli effetti. Perché proprio ieri abbiamo fatto una live, ieri, e ne avevamo parlato della possibilità, quando devi attaccare, quando non ti attaccano troppo, di abbassare Di Lorenzo, anche nello stesso modulo del 3-4-2-1, puoi abbassare Di Lorenzo, inserisci Politano e tieni anche Neres. Però è tutto shiftato verso il centro, quindi 4-2-3-1 a tutti gli effetti. Molto bene, buonasera. Ti saluto sempre, Pietro, io ti saluto sempre, me lo ricordo sempre, ad ogni live c'è questo tuo messaggio dal Belgio, ti saluto sempre. Lang è forte, assolutamente sì, anche Lang mi è piaciuto molto, sta in crescita, all'inizio notavo un pochino il passaggino corto, però secondo me, ne parlavamo anche con gli amici Bellini sul gruppo, la pioggia, insomma il campo pesante, secondo me ti devi riabituare al passaggio che magari in condizioni normali va in porto, invece con la pioggia devi ricalibrare. Però in crescita Lang, e piace. E poi leggevo McTominay. Ah sì? Il Bahia, esatto. Esattamente. Buonasera a tutti. Quasi sprecone, sì, come piace a noi, esatto, Marsh, proprio a un certo punto lo dirò, domani vedrete la reaction, lo dico, questo è il Napoli che conosco io, il Napoli che a un certo punto tira, non chiude la partita, sprecone, eccetera, eccetera. Lo so che non si dovrebbe fare, bisogna essere cinici, bisogna aumentare la percentuale realizzativa, però è un Napoli familiare, un Napoli che conosciamo. E ad un certo punto c'è stato anche un po' di fazzoletto di faccina. Non so se avete notato, in un paio di occasioni siamo usciti dalla difesa con i passaggi rasoterra senza buttare il pallone e prendendoci anche dei rischi e l'abbiamo fatto bene. L'abbiamo fatto bene. Quasi si potrebbero fare dei clip con il conto dei passaggi alla Sarri. Non esageriamo, ovviamente, però molto bene, molto bene. È un Karabakh che io ho definito in reaction il Como. Sembrava proprio il Como, cioè giocatori che giocano palla a terra con personalità, veloci, se ne vanno. Poi avevo sentito un'analisi dove si parlava... Oh, per me e per Diego. Oh, grazie, Kick Agency. Sì, vittoria per Diego. Se non sbaglio, leggevamo anche una statistica di tutte vittorie quando il Napoli gioca nel periodo che è dell'anniversario di Diego, eh? Mi piacerebbe mantenerla questa statistica. Un bacio a te, grazie, e un bacio a Diego. Due considerazioni veloci. A me sembra in Champions almeno che il ritmo che impostiamo sia molto più basso. Inoltre questo modulo ti dà tante soluzioni, ma a volte sei scoperto. Secondo me questo modulo ti copre di più, poi dipende, c'è stato un momento nel primo tempo dove un po' loro e un po' noi, perché la Champions è così, è un po' più a viso aperto.
quindi ti ritrovi a essere un pochino più scoperto perché ti ripartono forte le squadre di Champions, a differenza delle squadre italiane che non sempre hanno un approccio verticale quando recuperano il pallone. Questi qua ce l'avevano e quindi è normale che ti trovi un po' scoperto se stai sbilanciato in avanti. A me il modulo questo qua può andare bene, l'importante è l'approccio che hai. Si può sviluppare anche con l'altro modulo perché abbiamo sviluppato la seconda parte della partita 4-2-3-1. Si può giocare a calcio senza alcun problema. E per rispondere anche a Angela, che non so se in questo momento è collegata, sicuramente sì, vedi che McTominay alla fine, anche da mediano, se deve metterci lo zampino ce lo mette, quindi molto bene. Selic, di Lorenzo Selic, può arretrare durante il match? Assolutamente sì, se hai bisogno di farlo, assolutamente sì. Dichiarazione di McTominay, non vedo l'ora di giocare contro la Roma, sta come un pazzo. Anche io, però godiamoci un attimo questo, facciamo l'analisi domani e poi ci riversiamo sulla Roma, faremo tanti approfondimenti. A proposito, mi piacerebbe anche portarvi un ospite, mo vediamo se riesco a farlo. Secondo me copriamo molto meglio il campo invece con questo modo, troviamo molte più linee di passaggio centrali senza incaponirci sempre sugli esterni. Sì, sono d'accordo. È un'impressione mia o di Lorenzo in queste due partite, lo sto rivedendo il capitano che conosciamo, molto meglio, oggi un po' meno secondo me rispetto alla partita, la scorsa partita con l'Atalanta, però le incursioni centrali che può fare ancora meglio in questo modulo qui sono le sue e da lì arriva anche quel rigore e parliamone se vogliamo. Vincenzo Sanseverino, parliamone se vogliamo di quel rigore che per me non c'era. Il rigore che danno di Lorenzo non c'era, ce n'erano due, forse tre nel primo tempo. Marciniak, il solito. Quindi il rigore di Lorenzo per me non c'era, quello là invece su McTominay era nettissimo. Qualche dubbio su quel contatto con Buongiorno, forse prende prima il pallone, va bene, ma io non ne sono sicuro. E poi c'è una scarpesiata sulla mano di Højlund che io da provocazione dico, se è rigore quello di Pavlovic su Thuram e la chiamano imprudenza quando il pallone è già partito e tu stai e gli fai la scarpesiata sul piede, una scarpesiata sulla mano anche a palla lontana è imprudenza, se il regolamento vale per tutte in tutte le partite. Quindi si compensa malissimo, mamma mia, si compensa nel secondo tempo quando secondo me Di Lorenzo sbraccia e quindi c'è fallo prima suo e poi il rigore, ma tanto, per fortuna, non possiamo sentire niente al riguardo. Sai quanto ne avrebbero dette a Di Lorenzo? Per fortuna, bravo Højlund ad averlo sbagliato di proposito, in modo tale che possiamo vincere pulitissimi. Allora, se Conte non avesse sostituito Lang e Højlund con Elmas e Lucca, molto male entrambi, facevamo facile il terzo. Non sono d'accordo, male Elmas, Lucca mi è sembrato un pochino svogliato, sì, ha bloccato un paio di palloni bene, però svogliato per quando poi dovevamo ripartire. Elmas ha sbagliato un paio di tocchi, ma poi si è rimesso sotto e è andato a recuperarli i palloni che ha perso. Quindi su Elmas non sono d'accordo, su Lucca purtroppo sì, però ci stava, Wagyu. Io tutti i cambi per me sono stati quasi perfetti, perché ne hai pochi in panchina e devi farli girare. Io addirittura a un certo punto chiedo il cambio di Vergara per Neres perché anche Neres non ne aveva più, quindi ci sta. E poi anche Juan Jesus che ti dà la possibilità di sfruttare l'ultimo slot perché è sempre affidabile, è un cambio logico. Vedi, Fabio la pensa come me. L'impressione però è che negli ultimi 15 minuti Neres e McFry sembravano stanchissimi. Verissimo. Champions dopo la partita dispendiosa con l'Atalanta, senza alcun dubbio, perché se è vero che l'hai chiusa nel primo tempo con l'Atalanta, nel secondo hai dovuto lottare con l'Atalanta che ti veniva addosso, quindi comunque una partita di grande dispendio fisico e mentale. L'hai mantenuta sul 3-1 e comunque hai speso tanto. Questa è una partita infrasettimanale, la Roma non so se gioca giovedì, quindi avranno meno tempo per recuperare, quindi nessuna scusa, però noi siamo stanchi ed era evidente. Infatti a me è piaciuto l'abbassare il ritmo, qualcuno mi parlava del ritmo, dopo aver fatto il secondo gol. Era bene non prenderne, sarebbe stato meglio farne un altro, sicuramente,
perché la differenza reti conta, però era giusto nel momento in cui la partita in cassaforte né scoprirsi troppo, né andare all'arma bianca e spendere troppo energie. Secondo me è stata perfetta. Solo a me sembra che Højlund non sa mai cosa fare con la palla, non chiude mai un contropiede, tante volte in superiorità numerica. Ci andrei un po' più piano. È chiaro che sta facendo tutto questo lavoro alla Lukaku che gli chiedono. Credo sia un lavoro abbastanza nuovo per lui che è abituato a ricevere il pallone in profondità e andare a chiudere l'azione. Adesso sta facendo tutto un lavoro di regia che lui può fare, che ha secondo me nelle sue corde, ma che non è il suo lavoro principale. Højlund è molto giovane, dobbiamo andarci piano con Højlund, che ha un prezzo di cartellino importante, che però insomma deve svilupparle molte delle sue cose. E Lukaku tornerà, e quando tornerà anche Højlund come Lucca potrà stare lì a guardare e a imparare qualcosa. Molte palle non è riuscito a bloccarle, altre è riuscito a smistarle però con un po' macchinoso, e peccato assai per il rigore. Dopo il rigore ho avuto l'impressione, qualcuno diceva egoista, ho avuto l'impressione che volesse fare un gol per riscattarsi, tant'è vero che io vi dico pure, toglierei Højlund perché ci serve con la Roma adesso, però non lo vorrei deprimere. Quando ho visto che lui ha chiesto scusa, è la consapevolezza, non si deprime, non è uscito arrabbiato perché voleva anche segnare, ha capito di aver sbagliato il rigore, non è una cosa che incide sul Napoli e basta così. Restiamo col problema. Io addirittura, visto che Politano stava per entrare, se non sbaglio, stava per entrare prima del rigore o comunque si stava preparando. Se non sbaglio, ho visto Politano che dice lo tiro io. C'era questa possibilità, chiedo anche a voi se ci avete fatto caso, cioè di anticipare l'ingresso di Politano per farglielo tirare. In questo momento è chiaro, Højlund dopo averlo sbagliato potrebbe non sentirsi rigorista e dobbiamo ragionare perché Lukaku, De Bruyne, gli altri, l'altro è Politano, poi dobbiamo capire se Lang ce l'ha nelle corde, se ce l'ha Neres, se McTominay può tirare i rigori, insomma è una cosa su cui dobbiamo parlare. Come direbbe il nostro Alfredino, le abbiamo fatti Neres, esatto. A gennaio peschiamo a caso dal Karabakh, cadiamo sicuramente in piedi. Ottimi giocatori tutti, grande partita seria, vero? E aggiungo un altro dettaglio che non conoscevo e che ho scoperto prima della partita: hanno lo stesso allenatore da 17 anni. Ascoltavo una disamina di De Biase, stesso allenatore da 17 anni. È una dinastia, cioè è una... No, dinastia, no. È una legacy, è la stessa cosa, dinastia, una legacy, cioè nel senso è un progetto a lungo termine importante. Non mi devo perdere assolutamente le vostre donazioni, ringraziando Vincenzo Sanseverino, ringraziando Claudia, che si può dire siamo ripartiti, sicuramente. Ovviamente noi pensiamo sempre al fatto che almeno le 3 partite consecutive, le 3 vittorie consecutive ti fanno sentire più tranquillo, però il peso di alcune partite, la partita con l'Atalanta, visto anche il calendario, era fondamentale per dopo la sosta, era fondamentalissima. Questa partita qua di Champions, visto che la classifica è sempre lì dove si tentenna, dovevamo fare punti assolutamente col Karabakh, non era una partita scontata, quindi molto molto bene. Purtroppo arriva un altro scontro diretto, una tripla contro la Roma ovviamente, quindi non puoi dare per scontato che arrivi la terza vittoria consecutiva, però ci arrivi in maniera molto più positiva. E farmi ringraziare anche il Tore Falanga per la mancata tippata. Oh, ma figurati amico mio, vi ricordo che Rasmus ha ancora 22 anni. Sì, lo vorrei sottolineare anche io, lasciatelo crescere, meno male che McTominay si è sfasteriato e ha deciso di spingere. Polioli panchina forever. Vedi che Politano per me è stato anche adorabile quando poi è entrato, nel senso che ha fatto delle cose buone, con più freschezza, senza incaponirsi, ha messo dei buoni palloni al centro, a un certo punto il cross di Politano per Olivera. Quindi vuol dire che questi qua, che sono gatti vivi o gatti morti, se li sfrutti anche a partita in corso, se cominciamo ad alternarli un po' tutti,
vedi che forse te li puoi ritrovare più freschi e possono performare di più, la famosa brillantezza che alle volte ti può venire a mancare. Secondo me un po' sei costretto perché non hai tutti i titolarissimi sempre a disposizione, un po' devi sfruttare, io amo questa cosa, lo sfruttare il momento della forma, lo dicevamo per Simeone all'epoca, sfruttalo quando sta in forma perché Simeone quando entra nei giri lo devi sfruttare. Varrà anche per i vari Neres, per i vari Lang, che non sappiamo ancora quanta continuità possono dare, in questo momento meritano di giocare ed è bene che gli altri possano tirare un po' il fiato. Like preventivo, saluti a Valeria, Guido, a tutti gli amici bellini e amiche belline, forza Napoli sempre. Voglio il 3-4-2-1 tutta la vita, si attacca bene e si difende bene, un po' più di abitudine a giocare così e ci divertiremo. Sì, però anche, poi col 4-2-3-1, comunque bene. Grande Scott, grande partita di Neres, sulla fine... Oh, sono volati tutti i messaggi. Sono volati, avevo cliccato sulla fine, abbiamo bestemmiato tanto Politano, ha giocato benino all'inizio, poi sul finire ha sbagliato troppo, se sei fresco è imperdonabile, tocchi superficiali. Sì, un paio di cose sì, però poi è uscito anche bene da un paio di pressing pesanti, ha fatto un paio di giravolte dove ha mantenuto la palla. Non sono stato così duro con lui nella reaction, poi ovviamente la rivedremo. Questo modulo piace molto, difesa più compatta, apprezzo molto i tagli al centro di Neres e Lang, si può solo migliorare. Neres se si gioca solo a novembre e dicembre da pallone d'oro, è vero, questa è una osservazione interessante, perché anche l'anno scorso evidentemente era questo il periodo in cui poi si è esagerato dicendo che aveva tolto il posto a Cavar, falso, però, molto bene, e ringrazio anche Diego. Forza Napoli, domenica è tosta. Comprimare, sì, lo vorrei usare così, lo vorrei usare che non deve farne tutte per 90 minuti e secondo me ci fa bestemmiare un po' di meno, secondo me. Conferenza di Conte sul canale del Napoli, e allora ne approfitterei, perché lo sapete che ci piacciono queste cose, vediamo se possiamo... Starting soon, ok, perfetto. Allora appena comincia ascoltiamo anche le parole di Conte. Polli 200 like, ma siamo 600 in notturna. Forza, salire con i like. Io capisco se non c'eravate ieri, era una live più intima per i più intimi. Oggi no, oggi è Champions. Su, ci siamo parlati e ci siamo ritrovati, sempre uniti con Conte, molto bene. Neres same rate, McTominay, Lang up, Vergara, Neres più minuti. Vergara needs più minuti. Credo che parlerà prima con Sky, non è stato ancora intervistato, va bene. Allora, nel frattempo che aspettiamo Conte, Ambrabam e vocali, e possiamo ascoltare già qualche vocale. Ciao Vale, vittoria importantissima in ottica classifica. Ottima. Dopo la vittoria contro l'Atalanta, anche oggi tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione contro un avversario che, te lo sai come ragiono, tutte le squadre sono forti, in particolare se gioca in una competizione come la Champions League. Però il Karabakh ha fatto 7 punti, li ha fatti comunque in 2 vittorie, un pareggio, una vittoria contro il Benfica che fino ad oggi non ha fatto neanche un punto in Champions League. Una vittoria Il Benfica io oggi l'ho guardato, perché dobbiamo cominciare a capire la squadra di Mourinho, poi ne contro il parleremo. Copenaghen e un pareggio contro il Chelsea comunque in casa, in Azerbaijan, dove comunque è una situazione un pochettino più diversa. Neres migliore in campo, sarò Vero. curioso io della tua analisi tattica di quando entra Politano in campo, con Neres, Lang e Politano, Neres sottopunta. Strano che quando metti più qualità là davanti sia anche più forte offensivamente e credi più, strano. E poi ultima domanda, più forte Adai del Como o Adai del Karabakh? Lo sai che mi è piaciuto assai questo altro Adai, anche quello del Como, niente da dire. Molto forte, anche tiro da fuori, bello. Bel giocatore proprio, non ho idea che età abbia, però fatemi salutare Francesco Rogazzo, che vediamo se riusciamo ad incrociarci nel momento giusto. Forza Napoli, auguri posticipati, auguro il meglio, te lo meriti con tutto il cuore, amico e persona vera da 20 anni e grande musicista lui. E voi se non sapete, seguite la Nigna del Sud
e troverete il Francesco Rogazzo, che poi per me è sempre il pocio più alto, ma queste sono cose assolutamente personali. Ciao, un bacio amico mio. 2001, forte, forte. Neres fa la differenza se è messo a fare il suo sia all'ala destra, ma anche sotto punta. Mi direte che non capisco di calcio, ma forse a mio parere è molto simile a Leao, ma si perde meno nella partita. Non ti dico non capisci di calcio. Per me non è molto simile a Leao, perché Leao è tutta velocità in allungo. Neres ha più dribbling secco, vero? Può puntare l'uomo. Leao, sul puntare l'uomo si deve sempre allungare il pallone. Leao è efficace quando c'ha spazio davanti, è molto più forte nelle ripartenze, secondo me, Leao. Però Neres c'ha più tecnica, Neres c'ha più tiro, Neres c'ha quelle capacità balistiche che a Leao sinceramente non ho mai visto fare. Una sforbiciata, poi forse ci saranno, ma non le ricordo. Leao più alto, Neres più compatto, più fisico. Non li accomunerei tantissimo. Sicuramente sono due che hanno esplosività e che ti possono fregare quando li affronti che stanno palla al piede. Sotto questo punto di vista, sì. Dagli States, guarda anche il post partita con Big Mix, Titi Henry e Jamie Carragher. Quando posso, quando non ho la live, sì. Nel senso, per esempio, domani, che c'è il resto della Champions, sì, me la godo. È quella che sono forti, sono fortissimi e sono bravi, nel senso che quando parla Henry lo ascolti bene, sono anche divertenti, sono professionali, è un bello spettacolo. Ho timore che Conte non schieri titolare Lang a sinistra contro la Roma, che è fondamentale per mantenere l'uno contro uno da ambe le parti con Neres. Elmas non è adatto a sinistra al posto di Noah. Finiamola, con Elmas non è adatto. Secondo me è giusto continuare con Lang, su questo sono con te, nel senso che gli devi dare una preoccupazione, l'uno contro uno, specialmente contro la Roma, che l'uno contro uno lo rischia. Secondo me sì. Capirei la voglia di Conte di essere un pochino più accorto con un Lang, con un Elmas che fa un pochino più di lavoro anche di copertura. Però, come ce l'ha spiegata Conte, Elmas rappresenta quel jolly che dalla panchina può fare anche il centrocampista se ti serve. Se invece te lo giochi là a sinistra, già di partenza, se poi devi sostituire un Lobotka, se devi sostituire un McTominay che le sta giocando tutte anche da mediano, poi devi spostarlo che già si è affaticato un pochino, quindi non sarebbe l'ideale. Quindi io di base sono con te, partirei ancora con Lang, che non ne ha giocate tante e che quindi potrebbe avere la freschezza per fare un'altra partita consecutiva. Sotto questo punto di vista. Su! Anche a me, Angela, è piaciuto moltissimo Olivera. Purtroppo, e lui ci arriva anche a sottoporta. Purtroppo sottoporta non c'ha quella freddezza di impattare col pallone, fa una discesa centrale nel primo tempo dove non tira, lui di base non è un offensivo che pensa alla porta, però ci arriva anche a chiudere l'azione e su quella sforbiciata di Neres avrebbe potuto fare un tap-in. Quelle sono proprio le cose che le devi avere dentro, come ce l'ha McTominay. La palla va dove è la testa di McTominay, è proprio una calamita, come succedeva ad Inzaghi, cioè questi giocatori che sono loro che attirano il pallone. Olivera purtroppo questo non ce l'ha, però ha fatto un'ottima partita ed era importante perché con Gutierrez ci stavamo divertendo e Olivera doveva essere richiamato in causa, caso a infortunia di Gutierrez, quindi molto bene anche Olivera. Andiamo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Devo iniziare facendo i complimenti ad Addai perché ha una esplosività nelle gambe, quel ragazzo incredibile. Vero. Mi ha veramente stupito, andiamocelo a prendere, non so quanti anni abbia, ma Dai. No, sai che quando Di Lorenzo poi pure lui inciampica, pensavo fosse Olivera, che hanno fatto lo stesso tipo di movimento che non sono riusciti a è chiudere. fortissimo, cioè ha un altro passo, una tecnica importante, vede la porta, bravo. Detto questo, io penso che questo sia il modulo del futuro, perché con questo assetto tattico, con 3 centrali che ti danno modo di lasciare campo davanti a Di Lorenzo nei 4 di centrocampo, con le 2 ali che attaccano, anche quando è entrato Politano, la prima palla gol dopo 10 secondi con quel Giocare a cross calcio. sul secondo palo con Olivera. Se mettiamo gli attaccanti in condizione di attaccare, creiamo tanto. Bravissimo il portiere del Karabag,
Veramente, veramente ottima prestazione, sono positivo, continuate voi, non voglio sovrare il minuto, forza Napoli sempre, e adesso a Roma sarà una bella partita. Grande, perfetto. Ugolini con McTominay, this is a great victory for you. Stavo sentendo anche, non li voglio citare, però Youth League mi sembra esagerare, eh? Youth, che cacchio. Va bene non essere perfetti, la Youth League, però Youth mi sembra di esagerare, ma purtroppo questi siamo, e va bene così. Ciao Ale, buonasera a tutti. Ciao Bellissima, Massi. bellissima partita, nonostante magari un primo tempo che ci ha fatto un po' preoccupare, il rigore sbagliato, le occasioni sprecate che di solito diciamo prevedono un Napoli senza gol. Invece siamo stati bene. Anche alla fine del primo tempo non ero così preoccupato perché comunque ho visto, a netto di pochi errori dovuti secondo me anche alla pioggia, al campo che era veramente allagato, ho visto un Napoli e dei giocatori che ci credevano su tutti i Lang, anche McTominay. Me lo sentivo che segnava lui, anche se ha sbagliato tanto, però mi sembra proprio quella classica situazione di giocatore che sbaglia perché prova. Lobotka Sì. secondo me non gli ha dato chissà che grandissimo supporto. Poi vabbè, ci sono tante cose da dire, ma voglio dirtene una che è una riflessione su Politano, che per la seconda volta è entrato quasi, non lo so, svogliato, senza voglia diciamo di contribuire, sembrava quasi che giocasse Veramente. da inizio partita. Secondo te Matteo sta un po' rosicando del fatto che si sta facendo delle panchine? Voglio essere polemico su questa cosa. Ma non lo so, sai, io lo vedo abbastanza tranquillo. Evidentemente se siete più di voi che avete notato questo atteggiamento, forse avete ragione voi e non l'ho notato io. Però non credo, perché credo che lui sia, nel bene e nel male, è un senatore di questa squadra, è molto rispettato e non credo che senta di aver perso il posto. È la consapevolezza di aver bisogno di rifiatare. Secondo me non c'è questo problema qua. E voglio che non si crei il problema, nel senso che lui come gli altri possono ruotare senza sentirsi che poi dopo entri e fai il compitino assolutamente. Con Conte lo perdi il posto, eh. Cioè, così come è diventato inamovibile Politano per tutto il lavoro che fa, se Conte vede che quel lavoro non lo fai più, il posto lo perdi. Sotto questo punto di vista non c'è dubbio alcuno. Non ha nessun contratto Conte con Giuffrida che deve farli giocare per forza. Su questo levatevelo dalla testa, non ci credo proprio. Quindi se siete più di voi che l'avete visto svogliato, forse avete ragione voi. Veramente non mi... Allora, vedi, non solo io. Ho visto il contrario, mi è sembrato sempre andato bene. E allora è una di quelle prestazioni che divide e che risolviamo rivedendo la partita. Oh, una volta tante sono ritornato a fare la reaction. Conte! Sì, buonasera a tutti. Conte, buonasera. Buonasera. Era importante vincere anche in Champions, è arrivata la vittoria, un primo tempo un po' più difficile, poi nel secondo tempo tante occasioni da gol create, soddisfatto di stasera. Sì, ma ero soddisfatto anche del primo tempo perché abbiamo affrontato comunque un avversario che è difficile. È difficile, i risultati precedenti parlavano chiaramente, no? Non fai 2-2 in casa con il Chelsea rischiando poi di vincere la partita perché all'ultimo hanno avuto una palla tu per tu col portiere. Tra l'altro il Chelsea ha battuto il Barcellona 3-0, Non vai a vincere in casa del Benfica 3-2, hanno vinto in casa con Copenaghen, hanno perso con l'Atletico di Bilbao, erano in vantaggio. Era una partita sicuramente difficile per tanti motivi, però sono molto contento. Alla fine del primo tempo anche ragazzi avevo detto continuiamo con questa energia, con questa attenzione, con questa determinazione, il fatto comunque di cercare comunque di non farli giocare perché questa è una squadra molto tecnica ed ero convinto, ecco, che il secondo tempo avremmo trovato il gol. Certo poi con rigore, sbagli il rigore, sembra un po' stregata, no? Il portiere pure ha fatto delle parate strepitose, però sono molto contento perché ho visto una squadra determinata, concentrata, in un periodo sicuramente di grandissima difficoltà riguardo le assenze. Questo ci deve inorgoglire e i ragazzi secondo me hanno capito anche e si stanno caricando di grandi responsabilità, quindi merito a loro perché
chiaramente una situazione tangibile, visibile, no? Anche ieri abbiamo fatto 15 minuti di allenamento perché poi c'è stato un acquazzone assurdo a Castelvolturno, ci ha allagato il campo, abbiamo dovuto... penso di aver fatto... No, ho fatto l'allenamento. Questa poteva essere una grandissima scusa mazzarriana se non fosse arrivata poi la vittoria, non ci siamo potuti allenare. Vi rendete conto che uno non vuole analizzare la vittoria o la sconfitta, però con la vittoria tu ti puoi permettere di dire una cosa del genere e non farà notizia e non verrà presa come scusa. Se poi dici una cosa del genere dopo una sconfitta è la fine, la comunicazione, Conte, eccetera, eccetera. Il momento più breve della mia carriera da allenatore e anche da calciatore, perché ho dovuto interrompere e in quei 15 minuti Miguel ha avuto una distorsione. Diciamo che è un momento un po' dove bisogna fare attenzione a tutto, però al tempo stesso sono orgoglioso del fatto che chi c'è si sta prendendo grandissime responsabilità e sta dando veramente sta andando oltre, ecco, sta andando oltre. Questo è importante perché anche in questi momenti di grande difficoltà serve anche per capire un pochettino, no? Per responsabilizzarci tutti, ecco, e questo sta avvenendo e sono molto contento. Mediaset a seguire la Sì. direi. Mister, buonasera. Buonasera. Parto dal rigore sbagliato che avrebbe potuto tagliarvi le gambe, invece paradossalmente avete dato una forza clamorosa, avete creato nel secondo tempo 9 palle gol e avete segnato 2 reti. Allora Oriali, Lobotka, le chiedo se ha avuto ulteriori certezze e conferme, uso questo verbo se sbagliato mi corregga, che il Napoli si è ritrovato, e visto che poi gliel'ho chiesto ieri, velocemente pensa che Maradona si sarebbe divertito a vedere questa sera al Napoli? Sì, innanzitutto ecco, ci tengo a sottolineare il fatto che stasera c'era comunque un'atmosfera particolare, no? Perché c'era la ricorrenza del 5° anno alla scomparsa di Maradona, ci tenevamo tutti quanti come tifosi a onorare al meglio e da questo punto di vista sono veramente molto molto contento. Sai, non era questione secondo me di ritrovarsi, perché qua nessuno si era perso, e lo dimostra comunque la classifica in campionato, lo dimostra la classifica anche che potrebbe essere anche migliore in Champions se contro l'Eintracht avessimo vinto, no? Una partita dove comunque abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a fare gol. Ribadisco, è un momento molto, molto delicato, molto complesso, perché alla fine i calciatori vanno in campo. I calciatori vanno in campo, se ce li hai disponibili hai più armi a disposizione, se ci sono tante indisponibilità, cioè le armi diminuiscono, quindi non possiamo tante volte comunque equiparare il discorso del risultato, sai, io penso che oggi la prestazione sia stata, così come contro l'Atalanta, una prestazione molto energica, no? C'era tanta energia, c'era tanta compattezza, tanta solidarietà tra i ragazzi a lavorare sia per la fase offensiva che per la fase difensiva. Bene. Quindi questo a noi ecco deve essere sempre presente, e penso anche che questi momenti di difficoltà a livello proprio di disponibilità di calciatori ci stiano responsabilizzando ancora di più tutti quanti per cercare di sopperire a una situazione che comunque secondo me ha dell'incredibile, perché dall'inizio dell'anno che continuiamo a rincorrere delle situazioni particolari. Voglio bene, nel senso, come abbiamo sottolineato che le parole distruttive contro post Bologna, insomma, potevano essere pericolose, adesso va sottolineato, voglio che tutta l'Italia sottolinei che lui sta dando ai giocatori il merito di essersi ricompattati, di star dando anche di più per sopperire alle assenze, insomma, non si sta prendendo dei meriti suoi solamente, sta dicendo anche che i ragazzi si sono messi sotto a fare quello che lui si aspetta, va sottolineato. Radio Rai sulla sua sinistra. Buonasera mister. Allora,
complimenti alla squadra, meritati li abbiamo sentiti. Entriamo nello specifico, si può spendere una parola per Neres? Se avesse segnato quel gol nel primo tempo sarebbe diventata l'immagine di copertina della Champions League. Nel secondo tempo la traversa, una costante spina nel fianco della difesa avversaria. Mi stavo scordando la traversa di destro, maronami. Questo a 3 giorni dalla doppietta all'Atalanta. Si può dire che abbia trovato questo ragazzo finalmente la sua dimensione qui a Napoli? Come Guarda, David, l'anno scorso per noi è stato comunque un giocatore importante, è stato un giocatore fondamentale perché in tante situazioni non ha fatto tantissimi gol, però ha fatto fare tanti gol, quindi noi le caratteristiche e quello che è David Neres lo sapevamo. Non dimentichiamo che pure lui quest'anno ha avuto comunque un problema, perché poi adesso l'ha superato, sta sicuramente in un ottimo momento, è un giocatore che ha delle qualità importanti, le sta facendo vedere, siamo contenti perché, ripeto, in un momento di grande difficoltà emergere, prendersi la responsabilità, tutti che si prendono la responsabilità proprio a livello di giocata, di qualità, di personalità, questo è importante perché sennò è dura, sarebbe dura superare questo momento che, ripeto, cioè oggi avete visto che comunque avevamo una panchina non corta, super corta, e c'erano 2 portieri dentro e in più 2 ragazzi che sono 2 ragazzi sicuramente promettenti, di grande prospettiva, che vengono dal vivaio del Napoli, però le munizioni infatti anche in conferenza avevo detto farò la squadra cercando di lasciarmi anche qualcosa in panchina per avere la possibilità sia... Conte è iscritto al canale, Conte ha lasciato il like preventivo e adesso fa pure una donazione. In vantaggio che nella situazione in cui dovevo forzare la mano di avere qualcuno. Ecco, anche la scelta di lasciare Matteo in panchina e di partire più solidi e poi di lasciare tutti e 4 davanti. Vedi, quando dice partire più solidi, non significa avere Politano in campo, significa mantenere quell'assetto del 3-4-2-1 che a lui dà evidentemente più tranquillità. Cioè, anche con Neres e Lang in campo, lui con quel modulo si sente un po' più solido. Perché? Perché hai i 2 quinti che danno una mano, Olivera da una parte e Di Lorenzo dall'altro, bloccando al centro, c'hai i 3 centrali più i mediani, così, quindi lui si sente più solido. Si mantiene Politano e utilizza Politano anche come cambio migliorativo in teoria, perché poi passi a un modulo con 4 difensori, 4-2-3-1. Bello. Anche se Matteo comunque, ma anche no, ha fatto secondo me anche un'ottima partita Lang, sia nella fase offensiva che nella fase difensiva, quindi complimenti perché ho visto grande spirito anche di nuovo nelle 2 fasi, offensiva e difensiva. Questo ci deve caratterizzare, ecco. Bene. Prima di Repubblica, Vanedi, mi sono fatto afferrare per pazzo, perché prima vedo la botta che prendo, ok, sostituitelo, mamma mia, concussion, cioè, pericolosissimo, che paura. Una volta che tu dici tutto a posto, poi ti inginocchi, a quel punto devi essere sostituito, non puoi fermare il gioco a tuo piacimento, entri, rientri, fai organizzare, fai quello che vuoi tu. Oh, scandalosissimo. Eccomi, buonasera. Un po' mi ha anticipato, volevo chiederle il cambio, l'ingresso di Politano è stato quello che ha cambiato la partita, perché poi il Napoli è riuscito subito a fare 2 gol, grazie. Ma guarda, il cambio di Politano sicuramente era un cambio più offensivo, no? Perché alla fine ha fatto lo stesso quello che il compito di Giovanni, perché Giovanni comunque andava a pressare alto il loro terzino, no? Nella fase di non possesso facevamo un 4-4-2
è inevitabile che Giovanni ha delle caratteristiche diverse rispetto a Matteo nella fase di possesso, no? È un calciatore di gamba, al tempo stesso riesce ad inserirsi bene, a mettere il cross, però non ha le caratteristiche di uno contro uno, così come anche Mattias, no? Olivera hanno gamba, hanno caratteristiche diverse, quindi ho voluto chiaramente forzare la situazione mettendo due calciatori sugli esterni, sia Matteo che Lang, Noah e David in mezzo. più dentro, proprio perché comunque dovevamo vincere, Giovanni è tornato al ruolo di terzino, quindi era una situazione che comunque nella mia testa, nella mia mente l'avevo preparata. Cioè, ripeto, in questo momento devi comunque lasciarti anche qualcosa in panchina, sia che il risultato possa essere positivo, ma anche che il risultato deve essere cambiato. Ultima e a chiudere il mattino. Che bello, eh? Cioè, senza andare a prendere le cose solamente di grintas, di cazzimma, di cuore, eccetera, eccetera, parlare proprio di caratteristiche dei calciatori, di come puoi sviluppare, delle idee che avevi. Allora si può fare, dai. Io? Posso? Volevo sapere solo le condizioni di Gutierrez con gli esami che farà, e Spinazzola ci diceva, sentivo prima Sky, che può rientrare in gruppo giovedì. Ma guarda, Michele ha avuto questa distorsione, non sto a dire quante settimane sono, perché poi il ragazzo ha grande volontà, è molto dispiaciuto per quello che è accaduto, quindi Bene. mi ha detto che lui in 2 settimane recupera. Il dottore non pensa che in 2 settimane possa recuperare. Questa è al tempo stesso 3 prendiamo settimane per... la notizia positiva che Spina oggi per la prima volta comunque si è allenato anche a un ritmo abbastanza intenso senza avvertire dolore al pub, e questa è la notizia positiva di oggi. Okay, Grazie a tutti. Ok, Conte esca allo scoperto. Dai, non lo so che ci leggi con qualche altro username. Torna Spinazzola, molto bene, senza poi dare addosso a Olivera che ha fatto un'ottima partita, però vedi, avere altre armi, avere più cartucce da utilizzare è fondamentale. Quindi bene che Gutierrez sia dispiaciuto, anche perché stava prendendo confidenza con la titolarità. È chiaro che vuole tornare al più presto possibile, non puoi esagerare. Quando la caviglia si gonfia devi solo aspettare che si sgonfia, non puoi giocare sul dolore, non puoi assolutamente rischiare. A Sky si è sgamato. Allora fammi capire. Allora Fabio, se tu mi hai mandato le parole di Sky nei vocali, la recupero da là, quindi spostiamoci un attimo ai vocali. Si è parlato dei gatti, finisco di fare, chiudiamo la live e così recuperiamo un altro vocale. Allora, dove sta Valentina? Ciao Vale, ciao amici bellini. Io non vedo l'ora di vedere la tua reaction, perché secondo me in questa partita c'è veramente un po' tutto quello che abbiamo detto in queste settimane. Cioè, abbiamo ricominciato con lo stesso modulo dell'Atalanta, ma i moduli non contano niente se vai a 3 all'ora. E nella prima mezz'ora siamo andati a 3 all'ora, onestamente. McTominay non mi era piaciuto per niente nel primo tempo, invece ha fatto un secondo tempo, secondo me, di altissimo livello, a parte, diciamo, i 2 gol. Lang e Neres molto bene, e quindi entriamo in un altro punto che è la qualità. Tu se metti qualità in campo, prima o poi la svanghi in qualche maniera, perché veramente nel primo tempo mi è piaciuto più Lang di Neres, perché secondo me Neres ha sbagliato troppe scelte, ma nel secondo tempo molto molto bene, veramente molto bene. E ottima partita anche dei centrali, alla fine onestamente non abbiamo rischiato nulla, e stavolta lo possiamo dire che il portiere del Karabakh è stato il migliore in campo, quindi onestamente io sono molto soddisfatta. E secondo me un aspetto da sottolineare è che dopo il rigore sbagliato in una partita rognosa ci siamo messi lì, abbiamo continuato, abbiamo reagito, l'hai sbloccata. Conte ha fatto un cambio offensivo perché poi ha inserito Politano senza togliere uno tra Lang e Neres. Molto bene, molto bene.
Allora, Valerio, buonasera amici bellini. Ieri aspetta, non c'ero, quindi vorrei fare un attimo un commento sull'Atalanta. Ciao Valerio. aspetta una perché mi sono bloccato il presidente. Ah, fa troppo caldo perché poi l'importante è che mi sentiate. Vediamo se riesco a recuperare questa cosa. No lag, presidente. Allora, no lag, un attimo solo. Vediamo se riesco perché così non si può fare questa vita. Allora, potrei riesserci. Mi sono bloccato bellino, ok. Ora però devo vedere sempre le cose così. Allora, live view shoot. Ah, guardate che spunta la luna dal monte. Questa è una cosa bellissima che non può proprio esistere. Però se mi sposto da quest'altra parte, guardate come... La tecnologia. Fate levare il mirino. Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Allora, Fabio... Ciao Valerio, buonasera amici bellini. Ieri non c'ero, quindi vorrei fare un attimo un commento sull'Atalanta. Fa mock! E poi magari faccio un commento stasera che tu lo sai, io cerco sempre di essere diciamo, obiettivo ma sempre tifoso. Avrei preferito almeno un altro gol perché i gol in questo girone contano. Però è stato un buon Napoli soprattutto anche per la botta dell'infortunio di Gutierrez, il rigore sbagliato, una serie di cose che però diciamo in Napoli stasera anche con 2 gol un po' ammazzo abbiamo recuperato un po' di Secondo lucidità e sicuramente velocità. Forse aveva ragione Conte quando diceva aspettate che i carichi sono stati molti e aveva ragione il nostro allenatore, anche se lo sai a me non piace, ma quando ha iniziato a gestire, come ho sempre chiesto La gestione! nella chat degli amici bellini e lo sapete tutti, adesso sta iniziando a girare qualcuno e la differenza si vede. Non ho capito perché è entrato Politano e no Ambrosino insieme a Bergara, però vabbè, va bene così. Guarda, l'unica cosa, Conte ti ha risposto per quanto riguarda Politano, l'unica cosa che potresti chiedere è perché non Ambrosino al posto di Lucca. E non ti dico niente, perché poteva esserci, mettere entrambi i giovani. Certo, a Lucca è come prendere, scavargli la fossa e atterrarlo là. Perché a partita di Champions togli Højlund, non lo metti mai, metti Ambrosino, significa farlo scalare ancora di più nelle gerarchie. Ma tant'è. Sembri uno screensaver con le fiammelle. Face track. 20 like, ragazzi, forza con i like, che stiamo andando bene, con un bel ritmo. E leggiamo tutto. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Ottima vittoria, siamo un attimino più tranquilli. Benissimo Scott che nel secondo tempo è uscito fuori con una cattiveria inaudita. Si vede che le nazionali alle volte hanno i loro punti positivi, soprattutto a livello mentale. Ottimo Neres, devo essere sincero, per me lui l'MVP, perché è stato proprio bravo. Bene Lang. E Olivera, devo essere sincero, non mi aveva convinto durante la partita, però mi devo ricredere. È solo che le sovrapposizioni che fa interne non mi convincono più di tanto, però va bene così. Guarda che è corretto quello che dici, perché essendo anche i due Lang e Neres, però secondo me la dobbiamo leggere bene, anche questa storia è un po' asimmetrica. Perché se andiamo a vedere, io per sfizio, lo dico e poi controllo, perché mi prendo le mie responsabilità. Lang, specialmente nel primo tempo, forse anche nel secondo, era abbastanza esterno, cioè toccava la linea del fallo laterale, più Neres che entra dentro. Quando Lang resta sull'esterno, allora ci sta che la sovrapposizione del terzino o del quinto avvenga internamente, il che è buono. Se Olivera avesse i piedi di un Theo Hernandez, queste sovrapposizioni potrebbero pagare molto. Allora voglio vedere semplicemente l'hitmap di Lang. Vedete? Ma non so se si vede. Ok, vedete come tocca proprio l'esterno, tocca la linea? Quindi 4-2-3-1 sì, ma fino a un certo punto, perché questo era più 4-3-3 o meglio 4-2-3-1 con Lang che però vicino alla linea e Neres un po' più interno. Guardate Neres quanti palloni tocca centralmente. Allora, Carabag che segna molto nei primi minuti, secondo me scelta di Conte ad essere all'inizio più accorti. Stasera onestamente partita vinta dalle letture del mister.
E poi parliamo di questo Adai in scadenza giugno 26, potrebbe essere un colpaccio, l'ho visto molto bene come alternativa a partita in corso, ci starebbe. E perché no? Perché no? Secondo me tu un ragionamento sugli esterni lo devi fare. Non lo so se sono le caratteristiche che cerca Conte, però in questo momento stai utilizzando Elmas come jolly assoluto, un po' a sinistra, o ci metti Lango, ci adatti Neres o ci adatti Elmas. Avere uno proprio di ruolo non sarebbe male. Possiamo escludere Insigne, visto che gliel'hanno chiesto a Mann, e lui ha detto sì, lo potremmo mettere anche nella lista perché è cresciuto con noi, ma ci abbiamo parlato anche quest'estate, abbiamo altre esigenze in questo momento, quindi lo ama Insigne a Mies, onestamente. Continuiamo. E Lang su, diciamo, quel gol che ha sbagliato, però devo dire la verità, ottima l'intuizione di provare a fare il portiere sul primo, è stato intelligente. E niente, Politano male quando è entrato, veramente veramente male. Seppure anche lui ha badato più a fare l'equilibratore tattico, però male. Troppi Politano, errori, onestamente. Però per il resto ottimo così. Grazie Ciao a tutti. ragazzi, ciao Valerio. Mamma mia. Bene, sono contento. Contento. Finalmente si vede uno straccio di gioco. Continuo a reputare Bökeman non ancora pronto, ma al di là di queste piccole nefandezze, devo dire che finalmente vediamo un po' di gioco e siamo contenti, dai. Non sto a dire nient'altro. Ottimismo, tutti uniti alla squadra, forza Napoli e basta fare i tifosi contrariati. Stiamo con la società, forza. Pino, tu sei proprio non giacci nessuno che devi difendere a spada tratta. Servono anche questi tifosi. Ghana, dai. Mo il Ghana è perché la Coppa d'Africa, ovviamente. Non lo so se il Ghana, perché noi a prescindere vediamo un giocatore africano, pensiamo Coppa d'Africa. Il Ghana si è qualificato, perdonatemi se non ho seguito. Se mi date la conferma, avrebbe senso non prenderlo a questo punto, perché ci ritroviamo di nuovo nelle stesse cose, eccetera, eccetera. Ciao amico Bellino, è il mio primo audiomessaggio, chissà se lo leggerai. Comunque, partita strana all'inizio, ho visto molta approssimazione, soprattutto McTominay all'inizio, non lo so, l'ho visto in difficoltà. Mi sono spaventato dopo il rigore sbagliato perché pensavo si innervosissero, invece sembra quasi che gli abbia dato la spinta mentale per poi fare gol. Meglio così, partita complicata, è andata bene. Benvenuto tra noi Paolo, benvenuto tra i vocali. Tra l'altro tra tutti gli abbonati non tutti lasciano i vocali, alcuni sono molto più attivi con i messaggi durante la partita, altri meno, e ci divertiamo. Vedi come divide la prestazione di Politano, ma già arriverà sta partita, non vedo l'ora, perché è una situazione che divide. Allora, Fabio, mi devi dire, perché 8 minuti un'altra volta di Sky. Sì, assolutamente era una serata speciale per Napoli, per il Napoli, per tutti i napoletani, perché comunque più o meno a che momento Maradona ha rappresentato e rappresenta qualcosa che è difficile spiegare se non stai a Napoli, ecco, se non sei napoletano. Quindi ci tenevamo anche a onorare questo giorno, e che comunque è un giorno triste perché è il quinto anno della scomparsa di Diego, di Maradona. Però ecco, c'era una buona energia e sicuramente l'abbiamo presa e l'abbiamo anche data. Un gioco che va ben al di là del punteggio, perché poteva essere 3, 4, 5, una vittoria di squadra, addirittura poi quando è entrato Politano, avete giocato con Politano, Neres, Lang, Højlund, tutti insieme. Cosa ti è piaciuto di più della tua squadra? E se oggi, 20 giorni dopo, con la sfuriata di Bologna, possiamo dire che Napoli è più vivo che mai? Guarda, il Napoli non era morto, quindi non è questione di essere vivi o non vivi. I gatti. È questione sempre di continuare a lavorare, di dare sempre tutto quello che abbiamo. Poi le partite si possono vincere o si possono comunque non vincere, però ecco, io e i ragazzi sappiamo che dobbiamo dare sempre. Questo intendi tu, cioè non è che ha parlato proprio dei gatti, ma ha fatto quella cosa, essere morti o essere vivi, essere più vivi che morti. Che poi è un po' il paragone. Io non ero partito da là. L'ha fatto prima o dopo il gatto di Pancrazio, quando lui ti dice non voglio accompagnare il morto? Perché potrebbe aver copiato là. È sempre tutto. È un momento sicuramente di grandissima difficoltà a livello di disponibilità di giocatori. Ho già visto che comunque c'era una panchina, avevamo 7 giocatori in panchina, in cui 7 c'erano 2 portieri, due ragazzi di grandi speranze come Ambrosino e Vergara. Stiamo affrontando un periodo veramente molto molto difficile, ma dall'inizio dell'anno. Detto questo, dobbiamo partire da un presupposto che
I calciatori poi vanno in campo e se ce l'hai è tanto di guadagnato. Quando non hai tanti calciatori poi devi comunque trovare soluzioni diverse, devi sfruttare tra virgolette quasi sempre gli stessi e i rischi aumentano, ecco. Però, ce l'abbiamo questa situazione, stiamo andando avanti, abbiamo fatto 2 ottime partite secondo me. E allora ha copiato là, perché io ho fatto il gatto di Pancrazio, lui si sarà visto il video e avrà detto gatto vivo, gatto morto, e poi disse non voglio accompagnare il morto. Pensa, non me ne ero accorto che già aveva parlato del morto, essere vivi, il trapianto di cuore, che quello significa essere vivi, essere morti, quindi il gatto di Pancrazio. Antonio, qual è il problema? Fatti vedere, clicca sulla cosa, entra nella live, votenuk fa, però... Con l'Atalanta contro oggi contro il Karabakh, che non dimentichiamo aveva fatto 2-2 col Chelsea, aveva vinto 3-2 in casa del Benfica, 2-0 in casa del Copenaghen. Sì, lo In Champions sappiamo. ci sono avversari facili. Oggi l'approccio comunque, non c'è la squadra, c'è l'energia, ero convinto, gli ho detto anche alla fine del primo tempo, di continuare a portare questi ritmi che sicuramente avremmo fatto gol. Ciao Antonio, complimenti. Io credo che non si ritornerà più né a quelle tue parole che hai detto dopo Bologna, né a qualsiasi apatia o non ambizione più, perché quello che ti faceva male, credo tantissimo, non avere ambizione, non hai sentito quell'energia di essere sempre a top livello, sempre chiederti a te stesso, giocatore in campo, massimo di ripetersi, quello che è la cosa più difficile. Io credo che alla fine dei conti comunque nella difficoltà avete ottenuto tanto e siete in buona posizione adesso anche nella Champions, e che dopo questa partita, come è stata giocata contro una squadra molto complicata, molto difficile, dove non puoi dominare ma devi capire tutto, aiutarti, ripartire, sfruttare, credo che tu abbia ritrovato, credo sinceramente, poi saprai meglio, vediamo, poi magari il calcio ci dice sempre diversamente le cose, ma credo che tu abbia ritrovato quello che hai avuto ritrovare. Questa sera, come ha giocato la squadra? Sì, ma tu hai parlato secondo me di una cosa importante, no? Che è l'energia. Quello è troppo importante. Io devo avere grande energia, io devo essere il primo ad avere grande energia perché poi la devo trasmettere alla squadra. E ribadisco, a Bologna mi sono preso le responsabilità, perché a Bologna ho detto che probabilmente non sto trasferendo quello che vorrei, quindi la colpa è mia. L'energia è fondamentale. Vabbè, penso che non dirà nient'altro di importante, che non poi ripeterà anche nella... Gutierrez prende una distorsione, quindi tutte le cose che poi ha ripetuto in conferenza, perché poi capita sempre così. Andiamo avanti! Buonasera amici bellini, ottimo Napoli, ottimo Neres, ottimo Lang. Io spero che entrambi riescano a trovare la continuità sia di minutaggio che di prestazioni, perché hanno veramente tanta qualità e possono darti veramente tanto, quindi dobbiamo credere in questi 2 ragazzi, anche se magari un po' scapestrati. E infine non facciamoci fuorviare dal rigore sbagliato di Højlund, perché questo è un attaccante veramente fortissimo, che in questo istante sta facendo molti sacrifici, nel senso che giocare di sponda o fare la boa non è il suo ruolo, è un attaccante che tu devi servire in profondità, e sfortunatamente da quando manca De Bruyne, ecco, questa cosa è venuta a mancare, quindi è venuto a mancare un po' di meno anche lui, ma diciamo che sotto questo punto di vista Lukaku non è difficile da sostituire. Vero, e non so chi scriveva nei commenti, il ritorno di Spinazzola può servire anche a quello. Ricordiamo quel passaggio di Spinazzola in profondità per Højlund contro la Fiorentina. Spina è uno di quelli che ha queste intuizioni e le capacità anche tecniche per farlo. Olivera ce n'è un po' di meno, da Gutierrez lo aspettiamo, Di Lorenzo ogni tanto, per avere un po' di regia anche dalle fasce, dagli esterni. Quindi il ritorno di Spinazzola potrebbe dare una mano anche a Højlund. Ero convinto che finita la benzina del Karabakh il Napoli sarebbe uscito dalla distanza. Oggi era indispensabile vincere, perché le squadre al di sotto del 24 posto avrebbero potuto scavalcare il Napoli. Bello, bellissimo. Poi io la classifica non l'ho guardata, la voglio guardare più in là possibile, perché non voglio fare calcoli, i calcoli sono pericolosi. Poi ovviamente ci avviciniamo, questa era la quinta, altre 2 partite, 3 partite, e capiremo. Ascolta solo il finale del vocale di Conte. Ma qual è il finale? Aspetta, il finale. Vado verso la Sì, fine. assolutamente. A livello di disponibilità proprio di giocatori, secondo me si è alzato anche in maniera esponenziale la responsabilità da parte di tutti, perché tutti quanti vedono e percepiscono anche, no, quello che stiamo facendo, il, tra virgolette, il pericolo che andiamo a correre, perché ci saranno tantissime partite e noi dobbiamo cercare di affrontarle con non tantissimi giocatori. Ma spero Spinazzola, che oggi è la prima volta che non avvertiva problematiche agli addutori, quindi alla tub, e speriamo, ecco, di averlo con noi giovedì, perché aggiungeremo un altro al posto di Gutierrez. Conte, devi salutare, fai i complimenti per questa vittoria. Dico che le sue parole erano state anticipate da chi la conosce molto bene, Alessandro Del Piero, che nel concetto aveva già riassunto. Magari le parole sono state anticipate da Alessandro Del Piero, le ho anticipate io.
quello che poi lei ci ha raccontato. Insomma, la conosco molto bene in studio. Ciao Antonio, bene, ci ho fatto anche un sorriso. Oh, che bello. Meno male. Dopo un po' di un po' di sorriso, dai. 5 minuti poi torna nel tuo mood, però, mi raccomando. Funziona, eh? Mi sa che funziona. Cioè, domani ce la godiamo un pochettino, poi sappiamo benissimo che dobbiamo rimetterci l'elmetto un'altra volta e prepararci, ecco, perché comunque c'è contro la Roma. Comunque sono tutto con prende la scossa adesso, sono tutti per prenderci. Per Lupo, ciao, un abbraccio allo studio e tutti quanti. Quindi, Grazie ancora. Buongiorno, come sta? Un abbraccio allo studio, baci, eccetera, eccetera. Grazie a tutti. Il modulo di emergenza forse è arrivato nel momento perfetto, perché credo sia perfetto per affrontare la Roma, simil Atalanta, soprattutto con i braccetti loro che salgono. Sì. Poi tra l'altro l'abbiamo visto oggi contro un 4-2-3-1 purissimo, che era quello del Karabakh, che comunque nel primo tempo hanno mantenuto dei ritmi importanti, quindi è un modulo che si può sposare anche con questa contro altri moduli. Però hai ragione, nel senso che dobbiamo capire che scherzetto ti fa con... però dovremmo essere pure pronti alla doppia possibilità, cioè se Gasperini ti mette Ferguson è un conto, se ti mette un falso 9 come per esempio ha provato a fare con Baldanzi, anche puoi risolvere con quel doppio lavoro di Lobotka che dà una mano a un Rachmani che potrebbe essere portato fuori dalla linea. A quel punto tieni più accorti il Buongiorno, il Beuk, ma così è bene averlo fatto, perché l'Atalanta ha provato sia col falso 9 con Pasalic sia con Scamacca. Con Scamacca abbiamo sofferto un po' di più, quindi Gasperini, se ha guardato, potrebbe pensare di mettere Ferguson, però Gasperini sappiamo che spesso decide anche per lo stato di forma che vede in allenamento. What's happening? Ragazzi, oggi non ho cucina, oggi non si cucina. Oggi sì, però finiamo prima la live e dopo mi affido al riso col pollo. Allora, chiudiamo anche altri vocali, che c'è un bel ritmo, poi dopo vediamo se c'è anche Guido. Francesco manda chi è qua. Scott con Champions League, Real MVP, vabbè, il grande Starace. Vai. Salve a tutti, questo è il mio primo vocale. Insomma, nuovi bravi tutti, vocali. ci voleva. E non dobbiamo dimenticare che veramente, se lo dice Conte è una scusa, ma noi ce ne possiamo accorgere tranquillamente che siamo in grandi difficoltà. Insomma, io lo scrivevo anche oggi, togli 4 giocatori importantissimi a qualsiasi squadra in Serie A, ma anche fuori dalla Serie A, e vedi che cosa succede. Quindi il merito a Conte e il merito a tutti i nostri giocatori che stanno dando il massimo. Insomma, io vedo critiche per Politano, per Di Lorenzo, per me rimangono due giocatori fortissimi e ne abbiamo bisogno, e spero che continuino a giocare. Certo, fare sempre meglio, ma dobbiamo considerare all picture, ok? Grazie a tutti, forza Napoli sempre. Sempre Florestano, grazie, che bello che anche quelli che facevano meno vocali ora li stanno facendo. Ciao amici bellini, allora, come ho detto nel messaggio, Neres gioca a novembre-dicembre e da pallone d'oro. Se giocasse solo a novembre-dicembre Neres vincerebbe il pallone d'oro, però dai, buona partita, per me vittoria importante. Non mi è piaciuto, l'unica cosa che non mi è piaciuta è stata, diciamo, questa gestione della palla negli ultimi minuti, perché in questa Champions League la differenza reti vale tantissimo, e quindi potevamo provare ad andare a fare il terzo. E con questo modulo bene sì, però secondo me Lobotka non rende al massimo, e in più quando Scott si alza in fase offensiva, se sbagliamo qualcosa siamo soggetti a contropiedi. È chiaro. Però, partita buona, vittoria importante. Speriamo che Lang, io l'ho visto pian piano sta iniziando a prendere fiducia, e ovviamente quando hai questi giocatori come Lang, Neres e Højlund, quando ribalti il fronte hai velocità, serve solo un po' più di precisione nel servirli. Comunque sì, è normale che Lobotka da mediano a 2 è meno centrale, perché tutti quando stai a 3 lui è proprio il centrale, il vertice basso del triangolo, e quindi tutti i palloni vanno da lui. Diversamente più palloni passano per McTominay. Comunque Lobotka con 94% di precisione di passaggi te la porta a casa, e ha anche rischiato qualche sventagliata in più, perché lo devi fare quando stai a 3 fai i passaggi più brevi, quando invece stai a 2 è bene avere anche un po' più di verticalità. Come abbiamo detto per McTominay, che è chiaro che è un po' sacrificato, anche Lobotka è un po' sacrificato in questo modulo, sì, però si deve fare di necessità virtù, non possiamo fare altrimenti in questo momento. Questa è una soluzione che ha trovato Conte per sopperire all'assenza di Anghissà. Per ora va bene, non toccherei, anche se
perdi qualcosina da Lobotka, qualcosina da McTominay, però guadagni dai 2 sottopunta, guadagni dagli esterni, quindi direi di continuare così. Sì, amico mio, per entrare nel gruppo Telegram bisogna abbonarsi a YouTube o il mensile su Ko-fi, che trovate in descrizione. Ko-fi è il caffè, è un caffè mensile che è più diretto nei miei confronti. Scavacchi, YouTube non si può dire, anche perché qua YouTube, vedi, non si vede, no? Tenevo la copertina di YouTube. Vabbè, comunque sì, anche Ko-fi può essere una soluzione. L'importante è sempre scrivermi in privato una volta che vi siete abbonati e io vi aggiungo alla grande. Ecco, per esempio, ti sei abbonato, mi devi scrivere in privato su un mini social qualsiasi, su Instagram, su X, e ti posso poi aggiungere a fine live o a massimo domani, stanotte, al gruppo. Benvenuto Mr. Conte negli abbonati. Pure potrebbe essere assolutamente, che è il Mr. Conte. Volevo aggiungere che stasera, visto che dopo la solita canzone che mette Napoli quando si segna, al secondo gol è stata messa l'altra, quella che si canta anche nel riscaldamento su Diego. Secondo me metterla sempre dopo i gol, mettere proprio quella lì, può dare una carica in più, accende molto di più uno stadio che pian piano si sta spegnendo sempre di più. Pure sullo stadio oggi non era pienissimo, però ci può stare pure con la pioggia. Bello sto spunto, non lo sapevo. Che roba è questa? Che cos'è? Non è un vocale? Allora, non voglio cliccare perché ho paura. Che sta succedendo in questa... Mazzocchi? Non puoi fare, non aprirlo. Allora, no, infatti non clicco perché però devo approfondire questa roba che è qualcosa di spettacolare. Molto bene. Non ho aperto l'audio per evitare che, però devo assolutamente approfondire perché non ho idea di cosa stiamo parlando. Invita guest, copy, sempre se ci sta, se non ha da lavorare, se non è impegnato. Un saluto da parte di Guido, ci fa sempre piacere. Scorro. Eccolo qua. Il fratellone, il poeta estinto, come lo vogliamo chiamare? L'ottimista, il pessimista, come lo volete chiamare? Quello che si fa sentire solo quando vinciamo, eccetera, eccetera. Allora, ad ogni modo, tu, forestiero, scegli se iscriverti o lasciare un like oppure un buono sconto del 40% sull'Enter o Germina. Potrebbe essere irrealista, pure potrebbe essere. Il fattore campo pesantissimo dell'Universale, secondo voi, non ha influito sulla prima mezz'ora? Secondo me sì, e ne ho parlato per quanto riguardava Lang e dei passaggi un po' corti, che all'inizio mi è sembrato avere un po' il braccino, sai, la voglia, l'idea giusta con gli inserimenti, premiare l'inserimento, però il passaggio un po' corto. Secondo me c'era da ricalibrare quelli che era la forza dei passaggi che devi utilizzare quando piove a dirotto e il campo diventa più pesante. Sicuramente ha influito anche quello. Il saccente, bravissimo. No, è perché io li prendo, amico mio, li prendo a casaccio, veramente, scorro, saltano i messaggi e li prendo a casaccio, quindi ci divertiamo anche così. Dovevamo lavorare da subito con Lang e Neres titolari, invece di perdere tempo con le varie stronzate dei Fab Four, vincendo lo sapevamo e via dicendolo. Lo sapevamo quasi tutti, vale, non sono assolutamente d'accordo, perché per lavorare con Lang e Neres titolari, eccetera, eccetera, chi toglievi? Va bene togliere Politano per mettere Neres, ma per mettere Lang toglievi De Bruyne, toglievi Anghissà, toglievi McTominay, toglievi Lobotka. L'idea dei Fab Four aveva un senso perché tu inserisci quello più forte di tutti, di tutta la Serie A, di tutta la Premier League, quello più forte di tutti, inserendolo in una nuova formazione che permetteva di mettere i più forti. Era un'idea logica. Poi se a te non piaceva, va benissimo. Adesso bene che stiamo funzionando, perché ti è mancato De Bruyne, ti è mancato Anghissà, e adesso puoi sfruttare quelli che Neres ha fatto tutto il suo lavoro anche l'anno scorso. Lang doveva farlo il percorso, non dobbiamo pensare che adesso che lo vediamo giocare bene era già pronto, l'avesse messo prima, probabilmente non avrebbe, o forse sì, performato allo stesso modo. La coperta da qualche parte si scopre, la copertina, cioè non puoi metterli tutti sempre insieme così, perché non si può fare. Quindi adesso bene che stia funzionando, quando ritorneranno
ma ci vorrà del tempo, vedremo se Conte decide che questo nuovo assetto è quello che gli dà più soddisfazione e più certezze, o se torna a quell'assetto là. Per sfortuna ci vorrà ancora un po' di tempo, quindi questo nuovo assetto, questo nuovo sistema, che piaccia o non piaccia, ce lo dobbiamo far piacere e deve funzionare alla meglio. Quanto gasa Scott quando fa finta di corpo e poi scatta in avanti? Che tecnica! Scott è un centrocampista proprio particolare, perché non ha, è strano che quello che vi sto per dire, secondo me non ha una grande tecnica. Ci sono stati un po' di momenti, lo so, mo sto dicendo grosso, nel senso, uno che fa quella rovesciata non ha la grande certo che ha grande tecnica, però non ha il passaggio felpato, che lo stesso Gilmour, per esempio, è dotato di quel passaggio lì. Che cosa vi voglio dire? Che ci sono stati dei momenti nel primo tempo dove ho visto che Scott aveva delle linee di passaggio, però non le rischia quelle linee di passaggio là, una linea di passaggio progressivo in un certo modo, perché secondo me non ce l'hanno le sue corde. Hanno le sue corde però la progressione palla al piede, con questa finta di corpo che senza toccare il pallone riesce comunque a fare un dribbling. Non è uno che ti fa l'elastico, per dirti, no? E ti manda al bar. Ti manda al bar senza toccare il pallone, ti sbilancia e poi c'ha la progressione. C'ha la finalizzazione, c'ha la fisicità anche per mettersi a fare la lotta greco-romana. È una grandissima soddisfazione. E poi ama la mamma, cioè, perché quando segna Where is my mom è una cosa bellissima. Quindi sono sempre dei bravi ragazzi. It's a little bit rough. That's what I mean. That's what I mean. It's a little bit rough. Però è altrettanto efficace, capito? A volte quelli là belli morbidi poi non vanno fino in fondo. Per esempio Vergara mi sembra uno morbido a livello tecnico, cioè il modo in cui calcia, il modo in cui corre è morbido. McTominay è un po' squadrato, capisci? Vocale di Dottor Varone. Allora fammi recuperare, perché pensavo che eravamo arrivati alla fine dei vocali. Fammi vedere. Perché c'era c'è sta cosa di Mazzocchi che non riesco a spiegarmi. Recuperiamo. Anche Asa hai ragione Max, anche Asa era molto morbido, però poi alla fine stringi meglio McTominay. No, ragazzi, io non mi sento di dire nulla, insomma, la squadra, caro Valerio Bellino, amici Bellini, amiche Belline, piuttosto solo la solita cosa: possiamo tirare da fuori area o almeno dal limite, cortesemente, chiunque, qualcuno, che non sia Spinazzola o McTominay, per favore. Spinazzola l'ho citato perché è l'unica che tira. Politano anche, sì, ok, anche se Politano ha smesso ultimamente, però possiamo tirare da fuori. Højlund sa tirare, sa calciare il pallone. Calma, vedi? Già stiamo nell'esagerazione, che Højlund non sa tirare, non sa calciare il pallone. Dai, perché dobbiamo essere sempre così esagerati? Maledizione. Højlund è venuto da come si è presentato, ha fatto dei gol di destro a giro toccando il palo, gol di sinistro a volo così con morbidezza, perché lui pure ha una certa morbidezza nel toccare il pallone. Poi oggi si è un pochino incaponito e il fatto di aver sbagliato il rigore poi l'ha reso un pochino nervoso. Piano, calma, se lo dobbiamo riscattare a questo qua, perché ancora non ho capito se è sicuro il riscatto o no. Sono tantissimi soldi, il Napoli ci deve pensare bene. Si tratta del futuro della squadra, perché è un cartellino pesante e il Napoli con le punte ha sempre fatto scelte importanti che poi ti fanno la differenza. Direi di andarci un pochino più chiaro. Non sa tirare, non sa toccare il pallone. Non è possibile. È un centravanti di talento, molto giovane, che sicuramente potrà crescere nel momento in cui Lukaku decide che ha dato tutto e non potrà più. Se devo scegliere tra Højlund e Lucca, onestamente Lucca è pure rough, no? Rough non nel senso il cantante rough, it's a little bit rough. Quindi vacci piano, dottor Varone. Vado, sì, se ci sei ci siamo. Sì, continuiamo tranquillamente. Per i primi 15 minuti Scott mi ha fatti a stamare pure i spaghetti a Bongli Natale l'anno passato, vale, diciamolo. Vale, riapprofitto una cosa veloce, ma ripensandoci questo di Lorenzo, però da un punto di vista di protocollo ti trovi che è stato applicato bene? Cioè, nel senso, pure secondo me non c'è, però dei tocchi tra le gambe ci sono, quindi effettivamente il VAR non ti può richiamare sul fatto che non c'è stato il tocco e quindi si lascia la decisione da campo.
ti trovi. Come protocollo sì, l'unica cosa che poteva fare il VAR in quel caso è giudicare la manata di Di Lorenzo, e non lo so se l'hanno giudicata, se hanno chiesto a Marciniak, l'hai visto che Di Lorenzo ha sbracciato prima di essere preso, perché il tocco con le gambe ci sta, l'incrocio dalle gambe ci sta. Se il VAR decide che quella sbracciata è punibile, allora tu puoi togliere il rigore, dai il fallo contro, successo la sbracciata mi pare anche fuori aria, dai il fallo contro e il rigore te lo togli. Se invece, e secondo me sotto questo punto di vista è abbastanza coerente, visto che arbitraggio un po' più Champions, un pochino lasciando andare qualche contrasto a centrocampo che si poteva anche non chiamare fallo e ha lasciato andare Marciniak, anche quella sbracciata là, che tocca, non tocca, ovviamente sempre zona collo, si toccano in faccia e esagerano, se la consideri fallo puoi cambiare la cosa perché è evidente errore che non hai visto il fallo e hai visto l'intervento. Ripeto, per me questo qua è molto leggero, quello là di McTominay, se ho visto bene, prima del sandwich lo prendono proprio sul piede sinistro, non quello che fanno vedere nei replay sul destro, sul sinistro lo prendono proprio, quindi McTominay è già in volo, quindi su quello là per me nettissimo. Dopodiché quello su Buongiorno lo devo rivedere, non ha protestato neanche lui, quindi credo che avranno toccato evidentemente prima il pallone. La scarpesiata è una provocazione che mi mantengo perché dobbiamo decidere se vogliamo seguirli i regolamenti o se vogliamo seguirli alla lettera oppure no, sempre oppure no. Ragazzi, qua state scrivendo. Io stavo provando a fare un audio ma aprivo troppe parentesi perché mamma mia veniva troppo lungo, quindi vi riporto le sole conclusioni. E per motivi tecnici e per motivi tattici Ambra Drui pallone e questo c'è. Speriamo che il posto per chi manca adesso si trovi quando si troverà una quadra. Certamente, che ha combinato Scribacchino, perché Ambrabui, va bene, no, perché noi il Scribacchino è il nostro Scribacchino è quello che poi si mette a tradurre tutti i vocali. Posso dirti che Caressa ha detto la cosa migliore, così imparano a lasciarsi cadere per qualsiasi tocco. E onestamente sono contento perché poi possiamo non essere d'accordo su Di Lorenzo, ma per quanto riguarda le simulazioni, se il buon Caressa decide di seguirci, Guido, seguirci nella lotta contro le simulazioni, ci fa solo un piacere. Benvenuto! Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Resto dubbioso sull'ultima cosa che hai detto. Ok, vabbè, rimaniamo dubbiosi. Allora, partiamo da dove vuoi partire? Che hai visto che ti piace sottolineare, qualcosa che non hanno detto tutti? Fai tu. No, non ho sentito nessuno. A posto. Un periodo senza offesa. Come sai, sono tra una serata e l'altra, poi continuiamo a fare lavori al locale, sempre in regime di autoproduzione, quindi senza finanziamenti né pubblici né privati, che è qualcosa di folle, non fa nessuno in Italia. Quindi tu lo fai tu il tuo stadio, cioè ti sei messo là e lo stai facendo tu. Sì, facendo anche lavori manuali, scusate, quindi non ho tempo per... Quindi la prima pietra tu l'hai messa, insomma, vabbè, andiamo avanti. Sì. Senti, allora, secondo me è un Napoli che si sta curando. Ho visto dei netti segnali di crescita, ma bisogna rimanere prudenti perché noi siamo figli di una narrazione che non è di una settimana, 2, qualche mese, di un anno e mezzo, che non solo ha contribuito a peggiorare le cose, ma ovviamente poi è stata fuorviante. Basta fare un solo esempio, non faccio manco il 3 esempi di una trilogia cinematografica. Il Liverpool ha speso tantissimi soldi quest'anno nella campagna acquisti, ha stravinto un campionato e sta andando malissimo. Questo non significa tizio out, come dire, non è che è automatico che se tu compri un giocatore che costa tanto immediatamente rende tanto, eccetera, no? Però noi siamo figli di questa. Era un anno in costruzione, sarà ancora un anno in costruzione, vado anche molto avanti, poi parliamo subito della partita di oggi, anzi voglio lasciare più spazio a te alle domande, con quell'altra speranza, no? Da una parte e dall'altra, possiamo dirlo anche per i tifosi del Milan, che quelle due vecchie volpi di Allegri e Conte, certo con tutta la loro ricostruzione, se a marzo
stanno lì a un punto, quelli l'odore dello scudetto lo sentono, però per noi è un anno nettamente in costruzione. Anche Conte probabilmente ha lanciato una sfida a se stesso di fare cose diverse, di fare una stagione diversa, lui che non è mai riuscito ad andare bene contemporaneamente in Europa e in campionato, fare un gioco diverso, eccetera eccetera. E gli si è messo in mezzo anche il fatto che sono troppi gli infortuni nel Napoli. Oggi 7 giocatori, non è questione di essere risultatisti o bene la vittoria, sono veramente tante, significa allenarsi male perché hai meno possibilità, avere meno rotazioni, si fa stancare le persone. Il discorso avete visto, allora Lang è buono, eccetera, però tu lo conosci Conte, se prima non l'ha schierato e comunque lui comunque delle partite, vedi Lecce, l'abbiamo visti svogliati, devi anche rispettare il metodo, la tipologia dell'attitudine al lavoro di una persona, dico di una persona, di un professionista, in questo caso di un allenatore, però tutto questo viene cancellato con una narrazione brutta. Io ho visto, dico, Napoli in crescita perché abbiamo visto 2 frazioni di gioco a ritmi addirittura non solo accettabili nel primo tempo, ma poi in crescendo avevamo il timone, per chi lo guarda con occhi sereni, ma chiaramente anche da tifosi, che poi il Napoli scendesse molto, vedi anche l'ultima partita con l'Atalanta, invece non c'è stato questo stacco netto tra un tempo e l'altro, e questo è già un segnale interessante. Serve continuità, non basta una partita per dire va tutto bene, tutto bene. Abbiamo visto, ma questa è una cosa che nel tempo, per quanto non tantissimo, comunque lo sappiamo, che Neres non solo rende meglio sulla destra, ma stiamo vedendo che quando, parlando di tattica, di tecnica e anche di posizione in campo, quando è più in appoggio, pur se ha la possibilità di svariare largo, eccetera, alla seconda punta, è più incisivo, per quanto ha fatto quel tiro telefonato, e anche uno però molto spettacolare, quella in semi-rovesciata, però diventa più imprevedibile, più difficile da marcare, quindi altro elemento, a mio modestissimo avviso, positivo della partita. Abbiamo visto un Napoli che in taluni frangenti... Ti ricordi, Guido, ti fermo un attimo perché mi fai venire in mente una cosa, il Neres più al centro del gioco in quelle pochissime occasioni in cui ha potuto scambiare anche di prima con Kvara, anche l'anno scorso, era efficace, era bello e dicemmo proprio questo, perché non lo possiamo vedere un po' più spesso anche insieme a Kvara? Non abbiamo un grande storico, però chiaramente non abbiamo una sola partita. No, io la penso come te, perché poi noi le guardiamo con attenzione e con serietà le partite, pur con grande trasporto emotivo, però la seconda visione è quella che è fondamentale. Abbiamo visto un Napoli che in taluni frangenti della partita è riuscito meglio rispetto a prestazioni incolore, svogliate, lente, disordinate, tutti i difetti che abbiamo visto, a pressare alto, a recuperare meglio palla, perché una squadra che ha affrontato il Napoli ha buona tecnica, gioca a pallone, è venuto a giocarsi la partita, non ha fatto barricate, anzi nel primo tempo è stata anche più disordinata, che ha concesso stranamente nei primi minuti di gioco, no? Nei primi 20 minuti un gioco più lungo, e noi non siamo stati bravi a infilarci. Quindi comunque non è questa Cenerè, sì, chiaro che non è il blasone nemmeno di un Atletico Madrid, però ormai giocano tutti a pallone in Europa, ragazzi, e non è venuto con la paura addosso, e fino all'ultimo comunque hanno provato a giocare a pallone, quindi facciamo anche complimenti alla squadra. Quindi vedo dei segnali di crescita, da alcuni giocatori, si sta, speriamo bene, facciamo gli scongiuri riprendendo Buongiorno, ma era normale. Io, McTominay, permettetemi, non per autocitarmi, ma per tranquillizzarvi, io vi dissi 0 problemi, state sereni, fidatevi, poi se io sbaglio vengo qui quando qualche volta l'ho fatto, serenamente, ma ho detto 0 problemi. McTominay non è un problema, e ripetevo, non è uno che si è dimenticato, sa giocare a pallone, non ha fatto la preparazione bene a calcio, quello che vuoi, e si sta ritrovando. Si sta ritrovando il fiuto del gol di testa, di piede, di acrobazia, non lo perde mai. Senti, mi hanno dato l'autogol. Sì, giustamente. E mi dispiace, però comunque era un tiro verso la porta, no? Sì, però nell'altro angolino, ed era anche angolato, se lo vedi dalla basso. Comunque, insomma, ho parlato troppo, alcune annotazioni di come ho visto la partita. Ho detto, Napoli che è in cura, non è mai stato in crisi,
questa è la brutta narrazione rispetto a altre squadre, la Fiorentina, l'Atalanta. Era una squadra in costruzione che aveva bisogno dei suoi tempi di costruzione, che sicuramente ha anche dei problemi di tenuta atletica, perché alcuni giocatori, pensate Di Lorenzo e altri, no, che sono già da Gattuso e quel famoso girone di ritorno che bisognava stracciare il tesserino, però Gattuso i suoi 43 punti li fece, che tirano la carretta da tanti anni e sono diventati un anno più anziani, no? Aveva bisogno di alcune tappe che sono state anche, diciamo, interrotte, rovinate, rallentate da tutta una serie di imprevisti che purtroppo pesano. Bisogna vedere, sperando di recuperare alcuni giocatori, perché quelli di lungo corso sono di lungo corso, cioè sappiamo che De Bruyne e Angrissà li rivediamo in primavera, perché siamo veramente pochi, ragazzi. Pochi significa innanzitutto spremere al massimo quei pochi che sono e anche concedere all'avversario certezze assolute, cioè comunque tu sai con che formazione è costretto a giocare il Napoli, sai quali sono i cambi. Ti dico un'ultima cosa, per esempio questa situazione sta penalizzando tremendamente Elmas, perché ancora una volta poverino è chiamato a fare il tappabuchi e il jolly. Sì. Il giocatore non lo vediamo non in 2 partite di seguito, neanche in una partita di seguito, espressione che non significa niente, la dico volutamente, lo stesso ruolo è, per usare un paradosso detto, poverino, ha detto, lui è molto felice, lo sta facendo polemica, Conte non l'ha segnalato tra gli scontenti eccetera, però significa essere costretto, io me lo devo tenere, perché sia per se ho bisogno di dare un cambio di ritmo, un cambio di modi, sia perché è quello che è più versatile per poter subentrare in corso rispetto a McTominay, cioè, diventa più facile per gli altri, siamo più prevedibili, quindi devi giocare bene la partita perché hai meno cartucce e partite in corso, quindi bene la cura, anche perché è un risultato figlio di una prestazione superiore a quelle partite 1-0 col Cagliari, con Lecce, però siamo proprio corti, Valerio, troppo corti. Sì. Speriamo almeno in Gilmour, perché essendo non una cosa muscolare ci ha ripetuto, insomma, roba di già mandato Valerio, se avrà la bontà. Già, ok, allora vado a recuperare il tutto. In effetti Conte ce l'aveva detto dal giorno 1 che dovevamo avere pazienza, non vedo perché la gente si sorprendeva se i risultati arrivavano un po' zoppicanti, e possiamo anche dire risultati e prestazioni, perché con grande onestà, se tu vai ad analizzare anche alcune partite che hai vinto, alcune hai sofferto più di altre volte, e questo è senza dubbio. Valerio, però noi siamo qui in una botte di ferro, perché hai capito? Cioè, basta analizzarla senza avere il preconcetto. Se tu analizzi la partita noi che dicemmo ci prendiamo i 3 punti fiero in cascina, ma ci sono margini di miglioramento. Io dico sempre che non è automatico, tu puoi anche non migliorare, puoi rimanere a quel livello, puoi anche peggiorare, quindi non su questo, sia Valerio che io, non dobbiamo chiedere scusa a nessuno, rigirare frittati o fare dei giri del log in 80 giorni. Vale, mi è stato chiesto, io ti ho mandato 2 file, quindi possiamo farli vedere numericamente alle persone, non solo i cartellini. Me li sto automandando. Nel frattempo leggo questa. Quando troveremo squadre più basse di baricentro, come troveremo gli spazi? Perché oggi e con l'Atalanta siamo riusciti a lavorare bene in transizione. Vero, perché sono 2 squadre che giocano. Il Karabakh io l'ho paragonato al Como, Guido, non so se ha senso, però come ritmo, come idea di giocare palla a terra. L'Atalanta anche si prende dei rischi. Però il Napoli ha più gamba rispetto alla partita che abbiamo affrontato col Como. Stavamo con meno benzina. Una prima soluzione è che deve migliorare l'intesa tecnica, sia velocità, tra Lang, Højlund e Neres. Questo sistema di gioco non penalizza, porta McTominay a partire più dietro. Noi sappiamo quanto è incisivo lui negli ultimi 25 metri, e quindi qual è il modo per riuscire qualche volta a farlo inserire in più, perché serve quell'uomo in più, l'inserimento, senza scoprire, probabilmente si potrebbe abbassare un centrocampista. Chiaramente va migliorata l'intesa dei 3 avanti, l'intesa della velocità, e come riescono a creare quel triangolo che era il triangolo mazzarriano,
No, Sì. scusate, Sarriano, non Mazzariano, questa è una boiata che ho detto, che era Vabbè, pure tremendo, Mazzarri. dentro fuori. Qua abbiamo proprio minuti e gol, ovviamente c'è un gol in meno perché è autogol, quindi non mi sono dimenticato che sono... Io lo darei comunque a Beccheto. Vabbè. Quindi, ok. Sì, si è preso un giallo Amir oggi, Sì, oltre a Lang. perché sì, lo puoi dare, però facciamo finanza creativa, no? Come hanno fatto in Italia, quindi dobbiamo fare persone serie. Ma tu sai quanto io cerco almeno sui minuti, ma manco quelli c'è un'uniformità in qualunque trasmissione, no? Però... E E questa è la quindi questo... situazione. Tra l'altro vedete quanti grigi sono un po' troppi. Quei grigi sono quelli che infortunati non sono a disposizione, quindi non è che stanno in panchina Ma e ve non li ho li... messi per non farvi venire dall'orecchino dei 1000 colori solo in grigi, perché poi c'è il file dove i colori sono diversi a seconda della tipologia dell'infortunio. I gialli sono per squalifica, come facilmente. Folle, folle, assolutamente folle. L'altro file che vado a recuperare è questo E per il qua. campionato, perché noi non ci siamo visti, io avevo serata, ti sei stato un gran signore neanche a invitarmi perché lo sapevi, tanto non ti avevi risposto. No, è che era leggera, era leggera. No, no, vabbè, ma avevo anticipato, ho fatto venerdì, domenica, lunedì, adesso venerdì prossimo. E E sono questa è sempre la... il verde perché ancora non era nel roster, ancora non era stato acquistato il giocatore. Esatto. Ho tolto alcuni giocatori come Asa, eccetera, così entra più, quindi nel file originale ci sono proprio tutti e proprio tutti, anche chi è stato ceduto dopo un paio di giornate, ma così è più leggibile, tanto lì è per è un mio archivio storico averli tutti, però insomma mi puoi concedere una licenza poetica di aver eliminato KD, la cosa eccetera. Sì, sì. Senti, il giallo sullo 0 di Gilmour è la pubalgia, cioè perché il Ah, no, no, giallo no, no, lì c'è un errore mio, scusa. ha un Ah, refuso, ok. sì, 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 che devo correggere immediatamente. Senti, invece, proprio per un giallo, bravo così, posso dire, chiaramente sbaglierò, io quel rigore non l'avrei dato, perché, Ah, ok, sì. Ma quelli del primo tempo che mi dici? perché no, ti dico perché, però non sono l'arbitro. Sono d'accordo che poi si esagera, bisognerebbe incominciare un po' a essere più, non è che solo se uno prende uno scaffetto cade, però può essere quell'episodio che ti fa sbilanciare, ti sbilanci e quello sbilanciamento fa sì che tu inciampi, prendi le gambe di Politano. E qua ovviamente qualcuno potrebbe dire stai facendo finanza creativa, però è un mio modo, è un modo veramente questo solo mio, attenzione, non voglio fare arrabbiare nessuno da nessuna parte, però secondo me è come alcuni falli di mano, Valerio, Eh. che anche se il braccio è attaccato al corpo non significa niente, tu vedi che c'è una volontarietà, te le accordi quando il giocatore furbescamente, anche se il calcio sa che così può interrompere la palla, che chi sta su un campo, chi ha giocato a pallone sa che certe dinamiche, quindi poi dice, vabbè, ma quello lì è procurato errore, a parte che non esiste nel regolamento, però ho detto io quel rigore, vedete, non perché poi abbiamo vinto lo stesso, l'ho scritto in diretta alla chat dei poeti estinti, secondo me è generoso, però è solo un'opinione personale, non è un fatto. No, io invece ti chiedo, e sono con te perché pure io non l'avrei dato. Io ho visto il rigore, però quello su McTominay nel primo tempo per me, Quello invece non l'ho capita. quello è Quello è nettissimo. molto più, sì, perché lì non puoi dire involontario. Poi dice non è sufficiente il contatto e lei, quello però sì, tanto. Per il resto, no, i due gialli c'erano, uno era anche plateale, quello di Lang. Quello di Lang, sì. No, la partita è stata due belle Anzi, squadre. quelli sono i gialli che io... Bravo, io dico bravo perché non lo fai andare. Quello è il giallo che devi spendere perché hai perso palla, ti prendi la responsabilità. Ha fatto continuare il gioco, se l'è ricordato, la Giusto. partita è stata molto corretta, anche a livello proprio comportamentale, no? Sai quelle cose quando fanno i dispetti, quando si arrabbiano, perché per esempio questa settimana non ci siamo visti, non solo era fallo, secondo me anche ammonizione,
ma tu non puoi buttare Di Lorenzo, non è spalla a spalla, lei proprio la palla sta qui, quindi la puoi andare quello a... di Zaleschi, assolutamente. Assolutamente. Quello è un comportamento antisportivo, per dire. Quindi una partita da un punto di vista disciplinare, sì, ci sono stati dei falli, il Napoli ha fatto più falli dell'avversario, però non hai visto un clima elettrico, quindi da questo punto di vista l'arbitraggio non ha avuto nessuna difficoltà, a mio parere rigore generoso, tra l'altro non è stato richiamato. Quello di McTominay rimaniamo nel dubbio, per il resto non credo il fatto si potesse fare un altro gol. Tu adesso te la devi andare a giocare, quantomeno non perdere col Benfica la qualificazione, e poi devi fare il risultato pieno, e non è mai scontato, non è sicuro con il Copenaghen, non puoi arrivare che hai solo la vittoria e anche Col Chelsea. Col Chelsea, perché il Chelsea è uno squadrone e ci sta non solo la tripla, ci sta che loro partono in vantaggio. Vabbè, E sarà... non funziona più con questa. A me questa nuova Champions non sarà perfetta, ma è superiore a quella che avevamo, perché noi sappiamo che in realtà più punti fai, oltre che soldi, ranking eccetera, hai una possibilità di avere un tabellone più agevole, no? Sali, quindi non è che dici hai già qualificato, ti lascia vincere. Poi questa è la mentalità italiana che negli anni ci ha accompagnato a fare brutte figuracce. No, non funziona così, perché tu puoi essere da ottavo a quarto e cambia moltissimo dove ti vai a posizionare nel tabellone tipo tennis. Quindi non è che se fossero già qualificati vengono in scampagnata, come succedeva a quei gironi dove c'erano squadre che si qualificavano con 7 punti. È vero. Guido, vabbè, col Benfica sarà Conte contro Mourinho e ne parleremo quando ci avvicineremo. Sarà veramente uno scontro epico. E tra i due io ho intravisto il Benfica oggi. Mourinho lascia proprio l'iniziativa all'Ajax e gioca di rimessa, non se ne frega proprio. Quindi possiamo riguardare la partita col Milan per capire un po' più o meno Mourinho come se la sta giocando all'Allegri, ma ci arriveremo. Mi porto avanti, formazione e modulo migliore da schierare a Roma per il buon Guido. Da quello si è capito, Spinazzola recupera in panchina, gli altri no. Ci ha dato la brutta notizia, perché poi non l'abbiamo visto l'infortunio, ma quello è l'infortunio della mia vita, quello della caviglia, quindi se li vedo, ripeto, non sono un medico, non sono... Da quanto si gonfia... no, attenzione, però ci ho dedicato tutta una vita, visto che mi è costato... Cioè, per tanti anni, amiche e amici, io non potevo vedere giocare a pallone dal vivo, mi costava troppo dolore. Io sono cresciuto con la palla tra i piedi, pure mia nonna mi faceva la palla di pezza, di lana, come si dice, costantemente, e quindi è stato uno studio sempre più costante, perché sulla mia pelle capita, l'altro anno capitò a mio fratello che per telefono senza manco vedere, mi è successo questo, devi fare la risonanza, non la radiografia, ti diranno questo, ci ho beccato in pieno costantemente. Non l'abbiamo visto, ma per dire la distorsione più leggera, proprio di primo grado, 15 giorni, proprio quella leggera ti toccano. Conte ha detto 3 settimane, anche se lui vuole provare in 2 settimane, quindi già una brutta notizia. Penso che sarà, per rispondere, questo il sistema di gioco. Temo gli stessi uomini, salvo non c'è un giocatore che ha bisogno di riposare, salvo che non lo voglio manco dire, perché qua altro imprevisto. Sì, affrontiamo. Prima era la pausa delle nazionali la mia fonte di preoccupazione, perché tornavamo sempre, ma da tempo in memoria, con un giocatore in meno. Adesso è il giorno, quindi credo così, e la Roma è proprio forte in questo momento, è la squadra che gioca meglio, gli manca qualcosa per essere, anche se è in testa alla classifica. Io ve l'avevo detto, attenzione, tutto il girone dei ritorni l'anno scorso me la sono vista, e io ho detto secondo me l'anno prossimo parte già bene e non mi sto stupendo. Ha perso una partita assurda col Milan, perché per 35 minuti il Milan non riusciva manco a fare fallo alla Roma, tanto che a volte giocavano di prima, manco di seconda, però ha sprecato, non aveva la punta di peso, un po' gigioneschi, cioè, Allegri ha fatto gol, ha fatto buoni minuti finali, buoni 5 minuti del secondo tempo, ha sfilato un gol che c'era di tanto, e poi Roma, e Dybala, se non sbaglio il rigore, e cambia la classifica,
però gioca a pallone molto bene, quindi è una partita, purtroppo il Napoli queste due partite, non perché faccio le tabelle come gli altri, dove possono perdere, non può far sotto come risultato di un pareggio o una vittoria, La classifica è troppo corta, è deficitaria, ma soprattutto non puoi rirallentare dopo, no? Adesso hai bisogno di continuità da tutti i punti di vista. La Roma è l'avversario del Napoli per la corsa Champions, perché il resto, anche se la Juve è indietro, poi vedrete che quelle tre per diritto di sangue ci vanno, poi può darsi che toppano. Ultima cosa e poi altre domande. Io te lo dissi qualche volta fa e vedi, lo voglio ripetere, è vero, l'Inter è la rosa più forte, eccetera, 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 non facciamo manco gli esempi, però ho capito quest'estate, non so, mentre notavo, ho detto non ha avuto l'attitudine, no, sportiva di essere una squadra che vince, no, che gli manca qualcosa, e ho detto vedremo quest'anno sta sulla falsa riga dell'anno scorso, stesse cose, la rosa più forte, Marotta, che quando eccetera. Però in questo momento ha tutte quelle qualità che già li conosciamo, ma gli manca ancora quell'attitudine di essere una squadra vincente. Sono fatti loro, perché noi siamo una squadra che si deve costruire. Però la riflessione, questo non è un fatto assoluto, mia ed è solo mia, che quest'estate non è che loro l'hanno perso, il Napoli è là, è che non sono campioni. Per essere campione tu devi essere campione, cioè devi comunque avere l'attitudine di vincere le partite. La vinci bene, la vinci poco, la vinci per un punto, la vinci per 5 punti, il campionato, ma loro di 4 competizioni sono stati capaci di perdere la Supercoppa con una squadra derelitta che aveva cambiato allenatore, che manco conosceva i nomi dei giocatori, erano avanti 2-0, non puoi dire che hanno perso una partita con una squadra che era in salute, per dirlo. Vabbè, quello può essere un caso, la Coppa Italia può essere un caso, la Champions gli è andata di lusso, hai preso il Bayern Monaco senza 8 giocatori e con Harry Kane con una caviglia gonfia che ha dovuto giocare, quindi quello che ti ha dato la fortuna poi comunque in finale si vedono i risultati, quindi in questo momento le due squadre, io ve l'avevo detto, la sconfitta col Milan non doveva avvenire per chi è tifoso del Napoli, perché ha dato quella per fargli capire che sì, questo campionato loro se lo faranno di vertice, poi non sono obbligati a vincere. Però la partita con la Roma è una partita difficilissima, noi stiamo con una rosa cortissima, con poche soluzioni, dove deve essere incisivo, e loro non giocano molto 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 bene a pallone, a volte un po' spreconi. Vedremo. Ci danno un inside data che forse recuperano Dybala, che potrebbe partire Falsoneve, se non recupera sto più Serena, e credo potrebbe ripartire Baldanzi lì e non Ferguson, quindi potrebbero fare esattamente come ha fatto l'Atalanta. Io mi aspetto una roba simile, perché poi alla fine però ovviamente con una qualità di giocatori, proprio di interpreti. Consapevolezza, Valerio, in questo momento. Anche perché Palladino ti poteva dare quello scatto naturale, cambio l'allenatore, ti do qualcosa in più. Garibaldi, Gasperini vanno alla garibaldina per lui, per continuare con la stroppola vocale, perché e subito si è reso credibile, e quindi loro stanno facendo esattamente quello che lui gli chiede, prendendosi dei rischi, e Gasperini li difende quando poi i rischi non vanno a buon fine. Per esempio quel gol che prende col Milan, Gasperini disse: ok, ve la state prendendo con Mancini, ma non state esaltando Pavlovic che va a chiudere l'azione, quindi un difensore che va a buttarsi. Il mio Mancini si è andato a buttare perché gli chiedo questo, quindi si è creata una certa intesa l'unica sbavatura che ebbero e li punirono immediatamente, però ripeto, quei minuti era anche abbastanza imbarazzante, perché sembrava giocare il gatto col topo. Vedi, poi Valerio, non è manco una questione di molto deludente, mi spiace dirlo. Io non l'ho finito, quindi mi prendo qualche giorno, do priorità all'analisi tattica, e poi ci saranno forse un giorno in mezzo prima di parlare della Roma, e vi porterò una mia personalissima recensione. Non mi ha fatto impazzire quello che ho visto finora, proprio a livello di film. Poi è chiaro che il contenuto mi fa impazzire perché abbiamo vinto uno scudetto pazzesco, ma proprio come film non mi ha, forse ho preferito il terzo.
quello sul terzo scudetto. Guido ci può dare un parere più tecnico, ma Sì, ma considera che poi non è neanche, vabbè, che il documentario probabilmente è il genere cinematografico che è cambiato di più negli ultimi 15 anni, spesso si è anche ibridato in forme molto, molto diverse, no? Non è più puro, tra virgolette, come un tempo. Spesso in festival importanti non c'è neanche più questa distinzione, no? Prima era impensabile che un film documentario stesse in concorso insieme ai film di finzione, ma noi abbiamo avuto anche vittorie celebri, è inutile farvi l'elenco salviniano, quindi, però sai, è un film che fa la cronaca, no? Poi c'è qualche scena dietro le quinte, però fatta salva una struttura dignitosissima, veramente non ha niente di particolarmente interessante. Poi emotivamente uno si può emozionare, però il cinema sia di finzione che documentaristico è un po' diverso, nel senso, rispetto a un'opera del genere, che non aggiunge, non toglie, c'è lo sfizio di vedere qualche momento in più, però ma ripeto, proprio pochi momenti, veramente sono pochi. il linguaggio cinematografico è molto complesso, molto di più di quello che voi potete immaginare, non perché mi voglio far bello, nel senso, più io mi sento ogni giorno più ignorante, più studiando tutti i giorni, penso poi il paradosso. Quindi non è manco calligrafico, è semplice, manca un punto di vista particolarmente interessante. Sul Napoli si può dire tutto, il contrario di tutto, però lo puoi anche provare a dire tutto il contrario di tutto, no? È normale, ragazzi. Cioè, la notizia del giorno è che pare che vogliono fare una serie su Maradona in animazioni, non in Italia, ovviamente. Sì. Ah, ok, è bello. E lo spunto di Giuseppe è giusto, cioè il primo regista lamentò la mancanza di elementi di tensione perché lo disse Guido, prima perché andavamo proprio, non si poteva perdere, quindi non c'era niente così. Questo lo avrebbe in teoria questa incertezza fino alla fine, infatti per questo voglio aspettare di vedere il finale per capire se l'hanno montata in un certo modo, però non credo che resterà memorabile come interpretazione. Apro e chiudo una parentesi. Poi tutto quello che faccio io qui nel canale è fatto male e si dovrebbe far meglio, quindi noi ci divertimmo con Valerio a fare una sorta di speciale cinema e calcio, e nella brevità più assoluta lo sport più popolare, o uno dei più popolari, non voglio parlare per assoluti, solo il Vate e i SIT parlano per assoluti, però sicuramente è uno sport molto popolare e quello cinematograficamente rappresentato poco e male, e lo spiegai perché no, dovrebbe essere quello rappresentato meglio, visto che è così popolare, e di situazioni di pathos incredibili, pazzesche, di favole meravigliose, no? Non solo di squadrone vincenti, il Real Madrid delle prime Champions League, no? Ci sono tanti, eppure pensate è uno sport rappresentato poco e male. Uno, e chiudo, dei romanzi più belli che viene citato spesso dai colleghi a sproposito, forse non lo hanno letto, perché non è un romanzo sul calcio, ma sulla ossessione malata del calcio, che è il famoso Febbre al 90 di Nick Horby. Ha l'equivalente cinematografico che nessuno ti cita, Valerio, ma è un film di una banalità incredibile, quindi tu pensa un romanzo così bello perché è il miglior romanzo che riesce a trasmetterti la malattia del calcio. E chiudo, l'unica donna al mondo che saggiamente, tutti ci hanno provato, è riuscita in questa impresa meravigliosa, è chiaramente la Sicilia. Solo una donna intelligente poteva riuscire, cioè una donna così intelligente, perché tutte le donne che mi hanno circondato sono più intelligenti di me. E io non riuscivo a spiegargli il dolore che tu provi per una sconfitta, quel senso che è peggio dell'inappetenza, cioè allora gli regalai Febbre al 90, no? E lei lo lesse e dice, perché noi maschi non possiamo provare il dolore del parto, no? Per altre cose puoi dire, cioè
questo è quando hai mal di testa, elenco salviniano di tutti i dolori possibili, sia fisici che emotivi, no? Un lutto, una cosa, eccetera. Una persona che non solo non è tifosa del Napoli, non è tifosa in quel modo così intimo, cioè non lo può capire. Allora glielo regalai e lei disse: ora ho capito che cosa, come possiamo fare a trovare un compromesso che anche tu non... Perché poi se tu stai male passiamo una brutta serata. Tutti. Cioè, allora, tornando e chiudendo, molto molto banale, sicuramente fatto con professionalità, se no De Laurentiis già mi odia ancora di più, però poco interessante. Alla fine pensate, l'unico che ha fatto qualcosa di interessante fu Kusturica, e ve lo raccontai l'aneddoto, ed è vero, che io passai tutta una notte e la prima cosa che mi chiese Kusturica quando gli dissi da dove venivo: ma tu hai conosciuto Maradona? Era ancora vivo. Perché ha fatto un documentario sull'uomo, e quando gli hanno detto sul fatto di Ronaldo mi ha detto: ma non c'era una storia da raccontare, no? su Cristiano Ronaldo. E dici: ma come, no? Tutti gli uomini a tutti i record possibili e immaginabili, ho capito, no dramma, no azione, Te no li vedi su Wikipedia e hai fatto. quindi ci vuole, insomma, chiusa, però insomma poi non voglio togliere spazio alla partita, e poi Valerio ve ne parlerà, potremmo, ma neanche un mini speciale, una mini finestra di pochi minuti, mi spiace, Don Aurelio. Ho paura che ci sta poca però vabbè. Guido, per te quelle dichiarazioni post Bologna erano strategicamente esagerate e di conseguenza la settimana sabbatica per sbollire sia lui che la squadra? Ma secondo me si è fatta molta censura, bip, 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 bip. Secondo me Conte non solo è molto più facile di centinaia di allenatori da capire e comprendere, poi non significa che è simpatico o antipatico, io non ne faccio mai una questione personale, mi spiace per i mangiatori di merendine scadute che casomai non capiscono certe cose, mai di una questione, perché io non vengo a dire mi è antipatico, che cosa serve o mi è simpatico, però anche dicendolo condizionerei, perché casomai una volta che ho detto una cosa che non mi è piaciuta è perché ti è antipatico, mi è estraneo da tutto questo. Però una cosa, e chiudo, lui è veramente molto duro e diretto. Conte, e chiudo, non ti dico una cosa secondo me sconvolgente per tutti, è il migliore allenatore possibile che il Napoli potrebbe avere, non in senso che quello più bravo, quello più preparato, eccetera, eccetera, mi spiego meglio, perché è proprio quello adatto al Napoli, purtroppo non lo sarà, e mi spiego. Lui non è juventino nel senso classico della juventinità, ma nel senso adatto napoletano della juventinità, nel senso che il motto bonipertiano è vincere è l'unica cosa che conta, e ha una sfumatura molto particolare, poi con l'Agnelli di seconda generazione anche non solo l'unica cosa che conta, superando qualunque regola, eccetera. Per Conte, uomo del sud, che dava del lei, del voi ai giocatori, non dotato del talento di Zidane, eccetera, il lavoro, la negazione, l'umiltà, ma poi anche il carisma che ha avuto come giocatore, l'impegno, l'hanno portato a diventare addirittura capitano. Per lui vincere non è stata l'unica cosa che conta, ma l'unica strada che mi ha portato a essere il numero uno capitano della Juve. Perché non aveva la tecnica, la bellezza, non si poteva portare nient'altro. Vincere, ma non l'unica cosa che conta, è l'unica strada che io conosco, quella di Conte, la vittoria, per emanciparmi, perché quello è un ambiente, se no ti farà sempre sentire, senti che puzza, scappano anche i cani, sono arrivati, perché ce lo fanno sentire, un mondo classista, no? Lo so pure io, no? Più di 50 anni ancora questa cosa non è finita. Allora perché detto migliore? Se l'Istituto Luce e il Vate insieme a noi avessero protetto Conte a dire: guarda, tu sei stato sempre martello nel bene e nel male, anche perso lui, ma non sai che cosa significa essere incudine, e noi siamo i re dell'incudine,
perché ci insultano, perdiamo, abbiamo subito i peggiori torti arbitrari della storia, E ci chiamano pure ladri. eccetera, eccetera. Qua mi meriterei di fare l'elenco salviniano, no? Quindi se vuoi imparare che cosa significa tu a essere martello ci puoi solo insegnare. Noi possiamo insegnarti a essere un po' incudine, così riesci a fare le due fasi come là. Quindi io più ci vado avanti, non perché, cari ascoltatori o mangiatori merendine spertute, io sia kantiano, difendiamo la società, è un discorso quasi geopolitico, no? Allora, tornando, quelle dichiarazioni sono semplicemente kantiane, si è fatto un sacco di fuffa. Lui è una persona che ha seguito la cultura del lavoro perché è un uomo del profondo sud, neanche dell'Alta Puglia, del Salento, che è partito dal nulla e ha conquistato la prima squadra d'Italia, la signora diventandolo il capitano, e l'ha conquistato col lavoro, impegnandosi più dell'altro. Quindi la sua cultura, la cultura del lavoro, lo devi accettare, poi non piacere. E se non vede lavorare in un certo modo, te lo perdi. Quindi lui ha detto quello che è la sua storia, non di un giorno. Se andate a vedere, tra l'altro, una cosa che trovo assurda, veramente chiudo, però è una domanda che è apparentemente semplice. Ma ragazzi, quanti anni di carriera ha Conte? 20 da giocatore e 20 di allenatore. E qualunque cretino Conte out per una sconfitta. Stiamo parlando di 40 anni di professionismo. E io non sono un filo societario, un filo contiano, eccetera. Qua si tratta di rispettare la professionalità, tra l'altro non uno che guadagna 1 milione, rispettare la storia di una persona. Quindi lui non ha fatto nient'altro che essere Conte. E quando non vede le cose si incacca in strategia, una strategia. Stava incazzato perché lui non ama perdere, sono anche tante le sconfitte, non ama vedere, si può perdere, l'ho sempre detto, ma noi abbiamo perso non da Conte, cioè una squadra che non aveva voglia, non aveva ritmo, non aveva coraggio, perché tu puoi anche perdere. L'anno scorso noi abbiamo perso con l'Atalanta e Conte ha lanciato la sfida. Eravamo in quel momento meno forti, meno avanti rispetto a loro, ma non era una sconfitta preoccupante perché faceva parte di quello step e lui ce lo diceva, non si arriva subito. Questa invece Ve lo dirò quando saremo pronti, adesso non siamo pronti. Quella di Bologna è stata una sconfitta preoccupante, pure se quella era 3-0 in casa e quella 2-0 in casa, perché tu hai abbandonato l'onore delle armi, come si dice. Quindi secondo me lui ha semplicemente detto quello che la sua storia dice. In tutto, tutta la fuffa che è stata fatta, una strategia, no, e lui anche ribadito ha detto, io sono uno molto schietto, non è che strategia, no, era incacchiato, e giustamente io ve l'ho detto, quando andate a vedere le percentuali della sua vittoria, quest'uomo non vorrà mai scendere sotto il 60% di percentuale di vittoria. Dice, vabbè, ma così ambizione. Vince, è l'unica strada che Conte conosce, figlia del lavoro, sputare sangue e il vomito, non che ci arrivi per miracolo perché sei dotato che sei nato Magic Johnson, e anche Magic Johnson si allenava, per dire. Quindi io l'ho trovato semplicemente kantiano e ripeto, non è il gusto personale di Guido, non è simpatia, non è difendere, se non lo capite determinate persone, problemi vostri, è semplicemente accettare la storia di una persona. Gasperini ha una sua storia, ha un suo carattere, è permaloso, non permaloso, Conte ha la sua storia, il suo carattere, eccetera. Hai perso male, non per risultato, peggio della partita con PSV, anche se è il peggio, perché svogliati, lui ha detto no, la frase io non vi accompagnerò, è una frase normale che lui avrebbe detto, perché ha detto questo non era un allenatore come Mazzarri, dice io finisco il campionato così, andando sotto la curva a chiedere scusa, non potete aspettarvi questo dalla storia di Conte, quindi nessuna strategia, e lui è così, quindi era o mi ami o mi segui, mi segui là, punto. Poi sbaglierò io, però stiamo parlando, io quando sento determinate persone e poi i ragazzi, gli youtuber, li seguono, c'è cacchio 20 anni di professionismo vari. Non è che alcuni si sono dovuti ritirare prima per problemi fisici come Van Basten non ha 20 anni di giocatore, di allenatore, e qua li bolliamo in una partita persa male, sei un cretino, Conte out, tutto troppo sclerotico. E questo mi riporta anche al fatto che almeno a parere personale mi piacerebbe sentirlo parlare anche prima delle partite. Questa cosa delle conferenze che saltano di continuo
Ma A no, me non lei- aiuta a crescere, poi non leggi lo so. questa domanda, commento, perché pure merita una riflessione. È un uomo profondamente passionale, nel senso che è mosso dalle sue emozioni nel bene e nel male, perciò dovremmo sentirlo parlare prima della partita. Posso fare un esempio? Uno. Sì. Cioè, fino a quella sbottata, ci siamo sentiti per 1 anno e mezzo questa frase da tutte le trasmissioni possibili e immaginabili, anche quelle che ancora non sono state inventate, non sono andate in onda. Conte è entrato nella testa dei giocatori, è vero o no, Valerio? Come no? In una sola partita non è entrato nella testa dei giocatori. È uscito. È vero o no? Che è verissimo, è verissimo. Perché dicevo, è interessante questo commento? Perché è vero, cioè il signore è una cosa giustissima, però ci dobbiamo mettere d'accordo. Perché se è passionale, tu devi accettare l'idea, no, che tu lo sei fino in fondo, no? E quindi tu anche prima della partita, ma in realtà poi lo si è peggio dopo, perché poi va è stato caldo. doppiato, cioè, e che non si è mai contenti, e purtroppo siamo capaci, non Valerio, noi io, in un solo momento di cancellare 6 mesi, 1 anno e mezzo, cioè, ripeto la stessa fase di prima, è tutto molto sclerotico. In realtà, Valerio, voi non lo sapete quanto lo sfotto, ma in realtà per una stima immane, perché riesce a avere una costanza che è incredibile. Prendiamola a ridere che non vogliamo far lavorare Valerio e quindi sta saltando un sacco di conferenze stampa prima delle partite. Tanti Ma video escono lo stesso. Valerio vorrebbe fare, in realtà invece tornando seri, ragazzi, pure domande, poi non offendiamo nessuno, che possono sembrare un po' facili, accomodanti, anche dalle risposte, non risposte o risposte di rito, tutto è utile, no? Se tu non senti niente, non vedi niente, non ascolti niente, però branco, nel caso si dice branco nel buio, anche 10 risposte convenzionali uno può carpire dalle righe, oppure dopo 11 conferenze lui quella risposta l'ha cambiata anche se era la stessa domanda e tu hai lo storico, dici vedi perché allora ho detto l'ha cambiata e lo puoi collegare, quindi più informazioni hai anche apparentemente banali sul momento possono essere utili, quindi io sono scuola Valerio, cioè mi piacerebbe averne di più. Ovviamente siccome vogliamo bene Valerio così lui si può riposare, non ne deve fare in realtà lo fa lo stesso il video pure senza infatti è solo più complicato perché me lo devo inventare io, è più facile per me fare la conferenza. Chiudiamo così perché il discorso è perfetto e si ricollega a quello che mi dicevi. Non pensi che sia cresciuto anche lui a Napoli nonostante 40 anni di carriera? Cioè affrontare l'Istituto Luce è una nuova esperienza per lui. Spalletti e Conti sono simili per certi aspetti e questo mi ricollega a quello che dicevi, cioè anche un'ulteriore domanda uguale è comunque una cosa in più che anche a lui può portare a crescere, a sviluppare una risposta diversa, a sorprenderci o a farci capire che certe domande potete anche evitare di farlo. Mi spiego meglio, sì, no, è giusta questa osservazione perché mi rendo conto che probabilmente sempre per le mie ataviche e innumerevoli mancanze a Napoli Conte non sarebbe, a parte l'Istituto Luce eccetera, obbligato a vincere. Lo vedo un Simeone che viene sempre citato e poi in realtà no, è un'esperienza, e tra l'altro ogni anno dicono che viene esonerato, c'è attrito eccetera, non li conto manco più gli anni che è stata all'Atletico, anche se lui ha dichiarato amore all'Inter, uno dei suoi obiettivi è allenare l'Inter, però nel frattempo, quanti sono? 12, 15, qua non li voglio contare io perché quasi per una sua scaramezza, una scarifena nei suoi confronti, a Simeone. Questo detto, cioè sarebbe finalmente un luogo dove tu dici, tu puoi costruire, ma finché non ti stanchi, perché hai tutte e due le fasi, la fase di un uomo nel sud, ma hai quella cultura del lavoro che non solo è acquisito, ma sei riuscito a imporre da capitano nel nord, proprio perfetto. No? Poi ci sono, dice, fa giocare male le squadre. Anche questa cosa, e chiudo, è una cazzata. Ho capito prima, ma non può migliorare? Io il miglioramento l'ho visto, poi non lo seguivo. Sono il primo che ha detto, a lui ha vinto degli scudetti, giocava veramente male. Conte adesso ci segue molto perché ho visto delle parole che ha usato, che avevamo usato noi, ma deve essere perfetto così. Mourinho è in discesa nella sua carriera,
il triplete, cioè uno deve rimanere sempre quello nella vittoria e nella sconfitta. Invece è anche bello, ho detto, e lui stesso secondo me si è lanciato quest'anno la sfida di provare a fare cose nuove, un po' troppo adesso la sfida perché troppe defezioni. Quindi io non so, ho avuto quest'altra illuminazione, ho detto lui paradossalmente sarebbe l'uomo migliore, ma non lo sarà perché già il suo futuro è deciso, anche perché sì, per rispondere è chiaro, perché poi alla fine se tu capisci un certo tipo di meccanismo non ti fai cavalcare dall'istituto luce, ma riesci a cavalcarlo e essere sempre un passo avanti. È un po' stancante perché comunque manipola, condiziona la mentalità di un ambiente perdente di troppe persone. E quindi diventa stancante perché purtroppo più passa il tempo più sa chi aveva ragione. Però anche quella può essere una sfida, se riesci a trovare il compromesso di estraniarti il giusto da quello di sé e riuscire a essere anche nell'ironia a cavalcarlo, ce la puoi fare, perché poi le soddisfazioni ti vengono da altre cose dal campo, ma questa non è manco un sogno, è un'opinione che rimane lì e non avverrà, però mi è scattata questa illuminazione. Tutto giusto quello che avete detto. Vedremo. Ripeto, il Napoli è una squadra in cura, abbiamo bisogno di un po' di continuità di gioco e di risultati, e adesso anche di risultati non perché siamo diventati risultatisti, ma perché dobbiamo rimanere là. Lo sappiamo, è una regola che, questa ce lo dicono i risultati del Napoli negli ultimi 15 anni, quando proviamo, ci illudiamo di lottare per lo scudetto, poi a traino comunque ci arriviamo nella qualificazione Champions, quando è l'ultima spiaggia dobbiamo arrivare al quarto posto, toppiamo sempre, quindi è meglio rimanere aggrappati al treno lì della testa della classifica con la consapevolezza e la serenità che questo è un anno di costruzione, di passaggio. Adesso si tratta di capire se sarà un anno veramente di costruzione, che poi c'è il terzo anno di Conte, o se lui riesce ad arrivare dove riesce ad arrivare, arriva anche quarto e poi si rinizia di nuovo. Certo è che 29 giorni a settembre e 31 ottobre, quanti sono diventati? 25 a novembre, la prima pietra. Ah, pensavo si facendo la filastrocca. Vabbè. Guido Gentile, grazie Vale, infinite. passa il tempo, no? E ti dico solo una cosa, senza appesantire la conversazione. È un argomento che sto studiando sempre di più e più va avanti, la chiudo subito la parentesi. Ricordatevi sempre che quando io dico una cosa non è a gusto personale. Se fosse a gusto personale io sarei legato al calcio anni 80, una sola maglietta, senza sponda, quindi, ma non può essere così. Quando io dissi attenzione che diventa un calcio che sarà fruibile solo per un ceto alto, neanche medio alto. Avete visto i biglietti della curva del Barcellona? Partono l'anello più scadente, 199 euro. Figurati le suite. Sta cambiando l'NBA, Valerio, perché la grande sfida sarà una sfida che già palazzetti che noi ci sogniamo, sono delle cose fantastiche. Chi c'è stato lo sa, sono pazzeschi. Lo stadio più bello non italiano non è già superato, perché la nuova sfida sarà non solo deluxe, ma offrire servizi ancora più deluxe. Non basta il ristorante, serve il ristorante stellato che ti offre anche un altro servizio del parking, della suite, del divano, e il calcio sta andando un po' in questa direzione, no? Altra cosa, quindi prima l'evento, e noi perdiamo tempo, altrimenti queste grandi società che avevano già stadi superiori a noi, perché li stanno rimodernando? Non è che il Bernabeu stava alle pezze, no, o il Campo Nou, perché un'altra cosa, fra 10 anni, fra 5 anni, quale sarà il tessuto sociale, economico, produttivo di Napoli, dell'Inter napoletano? Tu non devi valutare solo il calcio. Ovviamente non dipende da noi né da De Laurentiis, però se si allarga la forbice anche da questo punto di vista, dal nord e sud, oggi il San Paolo era largamente vuoto in una partita di Champions League, perché il reddito del medio di Napoli è diverso da quello di Milano.
E il fatto che io insisto sul tempo, quando il Vate e l'Istituto Ludo la prendono a ridere, ragazzi, quale sarà il tessuto sociale, economico, produttivo tra il napoletano fra 10 anni? E fra 10 anni i ragazzi che adesso hanno 10 anni e che ne avranno 20, nel frattempo adesso uno non può andare a allenarsi al centro sportivo di Napoli, quindi tu rischi di perdere un campioncino che andrà a allenarsi, come è successo per altri sport e anche i vari Donnarumma. Il tempo è un fattore importante e noi giochiamo come se fosse una sciocchezzuola. Intanto abbiamo perso 3 mesi dove non c'è neanche il terreno dove iniziare, non è che c'è la prima chiesa, l'abbiamo messa a ridere, ci siamo fatti coglionare noi, no? Perché poi l'hanno difeso tutti i colleghi, geniale, 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 però sono passati 3 mesi dove le cose vanno avanti e vanno avanti non solo da un punto di vista sportivo, perché lo sport è una costola della nostra umanità, ma la nostra umanità è fatta da istruzione, trasporti, eccetera, eccetera. La stiamo facendo troppo pesante così, però mi permetto in questo canale, sono il primo che scherza molto, si apre altri sport, eccetera, però su questi argomenti delle infrastrutture che sono fortemente legati tra l'altro al benessere e allo sviluppo possibile di un territorio, non la buttiamo a ridere come ha fatto l'Istituto Luce, eccetera, perché invece è un settore tosto. In Italia ha votato il 40% alle regionali della Puglia e della Campania. Anche questa è una cosa triste. Stiamo andando verso l'America, ma l'America è un altro settore. E sono discorsi, ma che questo che c'entra? C'entra che i tempi cambiano e non si può citare sempre Vinicio in ogni trasmissione, con tutto che mio papà l'ha conosciuto, l'ha visto giocare, quindi non è un mito, un campione, gli vogliamo un bene, eccetera. Però ragazzi, qua si perde troppo tempo, per questa gente, i pupazzetti, le cose, c'è, e il tempo è denaro, purtroppo, non perché la mia filosofia di vita sono uno sporco capitalista, tutt'altro, però si sta andando, scusa, ci ho soltanto tempo, in quella direzione, di un'estremizzazione del deluxe, e tu ancora definisci il Maradona un cesso. Una cosa che c'era De Magistri con Anna TS, geniale come sempre, che l'ospitò, eccetera. Si sta perdendo tempo. Ci può anche stare, e chiudo, si può anche dire io non voglio il settore giovanile per questo motivo, benissimo, compenso questa mancanza con una delle società che è più attiva nell'acquisizione di giovani, parcheggiarli anche in una buona squadra di Serie B, farli valorizzare, venderli in una media squadra di Serie A, perché dice io non lo voglio il settore sportivo, però visto che non ce l'ho, sono la punta di diamante nel scovare i giovani talenti e avere un parchetto di giovani talenti dove uno riesco a portarli in prima squadra, ma io propongo sempre delle soluzioni. Ci può stare che tu non puoi avere, però noi non siamo nemmeno tanto attenti nel scovare tantissimi giovani e averli in prestito in varie squadre, e poi non tutti diventeranno top player, però si fa mercato in maniera onesta anche così. Allora, non vuoi il settore giovanile? E però non vuoi manco i giovani. Cioè non è che poi mi compensi, ho detto io non voglio questo e trovo questa soluzione alternativa, però la buttiamo tutto a ridere, con i pupazzetti, con le battute, geniale, avete visto la foto della prima pietra, fra 5 anni il calcio sarà molto diverso da come cosa, fra 10 lo stesso. Adesso vivacchiamo, stiamo vivendo anche una stagione dove stiamo lì, possiamo fare qualcosa, non far niente. Ma domandatevi, il Real Madrid dal nulla ha fatto la partita dell'NFL, o comunque c'è stato un progetto, un video, un plastico, un finanziamento, ci sono stati delle imprevisti, ha dovuto fare un altro finanziamento, poi un altro finanziamento, però quella partita era stata annunciata anni prima, viene progettata anni prima sulla luce di qualcosa che esiste, non che viene citato nelle trasmissioni. È quella vetrina sul mondo di una squadra che già ha 15 Champions nella sua bacheca e ce l'ha il museo, ed è uno dei musei più visitati in Spagna, altri soldi, altro potere. È stata una vetrina mondiale enorme, anche perché non ospiti Guido e Valerio, ma l'NFL, che è lo sport più estremo dal punto di vista capitalistico, più dell'NBA che esista sulla faccia della terra. E questo è un discorso troppo complesso, scusa Valerio, ti chiedo scusa per questa lungaggine, però stiamo perdendo tempo, permettimi, si può anche fare, però si dovrebbe avere l'umiltà di dirlo e soprattutto di non cavalcare questo modo di dire, visto che uno è giornalista, dire
presidente non lo vuole fare, punto. Però non gli lecco il francobollo, non lo vuole fare, ha diritto di non farlo, perché lui ha diritto in quanto presidente di fare le sue scelte aziendali, sia chiaro, io non è là. Però noi non abbiamo il dovere di essere presi per i fondelli e dire il cielo è rosa, perché non lo è. Chiudo. Buonanotte a tutte e a tutti. Ciao Guido e grazie infinite. Se qualora vi foste persi, perché Guido quando parte con un concetto che io so quello che vuole esprimere, così allarga spesso troppi cerchi, non sono parentesi, sono cerchi, quindi se voi seguite vi ritrovate al punto di partenza, ma mi rendo conto che a volte non è facile. Non vi preoccupate, perché tutto quello che viene accennato in una live come oggi ritornerà sempre, perché in qualche modo il discorso è sempre ritorna attuale, ciclicamente, perché se non si fanno dei passaggi in qualche modo si ritornerà sempre e ne riparleremo, quindi non c'è problema. Se vi siete persi non vi preoccupate, perché ne riparleremo sicuramente. Qualcuno che invece segue il pregresso da anni e anni ha capito di cosa si parla. Wagyu, un bacio, grazie a tutti, vado a mangiare, vado a fare anche un po' il marito, che è importante. Forza Napoli sempre, domani reaction, poi vediamo l'analisi, poi il film, poi la Roma. È una stagione importante, entusiasmante, prima non ci fa male. Grazie, i like finali. Amici belli alla ribalta, poi è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora. Like.